è stato già fatto un po' l'apertura dei lavori per quello che riguarda oggi, questa quinta sessione con cui facciamo un po' il giro di boa nei lavori di questo convegno, e la sessione odierna è dedicata alle fondazioni religiose, culti e ritualità. Io non mi prendo tempo troppo nelle introduzioni e anche nei commenti, perché il programma è veramente molto serrato. I relatori sanno di dover rispettare i limiti dei 20 minuti, e su questo purtroppo dovrò essere io un po' il cerbero della situazione, ma so che i relatori sono tutti già ben attrezzati su questo. E direi di cominciare con le relazioni di questa mattina. Se voleva fare ancora una piccola aggiunta. Una piccola aggiunta, mi chiedo scusa, ma i miei uffici qua mi dicono, visto che molti hanno chiesto anche i nostri prodotti dell'azienda agricola che è aggregata alla fondazione, no? Giù a basso c'è l'ufficio dove ci può prenotare, no, tutti i prodotti, sia vino che cereali della villa. Chiedo scusa, ma anche questo è cultura, no? Cibo e cultura lo abbiamo imparato con Archetti già in più di un convegno e non solo. Bene, allora dicevo, cominciamo con i nostri lavori, perché l'occasione di questo convegno su Grimoaldo ha dato l'occasione non solo di lavorare tra nord e sud e quindi rimettere insieme tutta l'area longobarda, ma vedo anche dal programma che c'è una bella estensione anche al di là delle Alpi, con interventi che vengono dall'area orientale, dall'area a nord delle Alpi, e stamattina il primo intervento è di Maurizio Levac, che è qui presente, della Università di Pola, e che ci parlerà delle dinamiche politico-religiose in area friulano-istriana, e quindi allarga un po' i nostri confini. Prego. Grazie. Buongiorno. Si sente? Buongiorno. Allora, dinamiche politico-religiose in area friulano-istriana. Il Friuli e l'Istria sono due regioni adiacenti, in passato spesso accomunate dal destino che hanno condiviso, ma che in determinati periodi storici si sono sviluppate in maniere sensibilmente diverse. Nel Medioevo erano due regioni confinanti perché si considerava che a nord l'Istria si estendesse anche fuori dai suoi limiti geografici, oltre la penisola istriana, fino al Timavo. La Regio X Romana, più tardi nominata Venezia e Istria, aveva unito le terre dell'arco alto Adriatico in un'unica unità amministrativa, sebbene si trattasse di una zona in cui coesistevano numerose etnie e storie diverse tra loro. Ciò nonostante, alcuni secoli di romanizzazione avevano in parte cancellato queste differenze e ravvicinato i due territori. La forte attrazione esercitata da una grande città come Aquilea faceva gravitare per natura tutte le rotte commerciali verso il proprio porto, irradiando allo stesso tempo il suo influsso politico e culturale nella direzione contraria. Ciò fu particolarmente evidente nel periodo della cristianizzazione, quando da essa emanava con forza il culto dei santi aquileiesi. Eppure, nel V secolo, il percorso congiunto di questi territori inizia a separarsi, perché la Venezia orientale, quella che in futuro sarebbe diventata il Friuli, si è trovata presa di mira da vari gruppi di barbari che da Pannonia avevano tentato, alcuni anche riuscendoci, a penetrare nella pianura padana e nella penisola appenninica. Da quanto ci è dato sapere, l'Istria ne fu per la maggior parte risparmiata. Non abbiamo testimonianze scritte nelle fonti storiche, né risultati nelle ricerche archeologiche che indichino che nel IV e V secolo ci siano state in queste zone maggiori incursioni di popoli germanici o di altri invasori. Il motivo è probabilmente che l'Istria non si trovava sulla traiettoria diretta dei loro spostamenti, avevano tutti fretta di raggiungere l'Italia, e l'isolamento territoriale rispetto all'entroterra continentale
aveva sicuramente contribuito alla sua sicurezza. Nel VI secolo avvenne un grande cambiamento, l'arrivo dei Longobardi, che divise politicamente Venezia dall'Istria, e ci sarebbero poi voluti altri 2 secoli per riunire il territorio istriano e friulano sotto un unico dominio. Fino a quel momento, 2 secoli di sviluppo parallelo sotto il dominio di 2 mondi diversi e politicamente opposti avevano portato allo sviluppo di 2 forti identità distinte: il Ducato Longobardo e la provincia bizantina, che aveva continuato a perpetrare le tradizioni tardo-antiche. L'arrivo dei Longobardi aveva dunque contribuito alla formazione del Ducato friulano, quale entità politica distinta all'interno del Regno Longobardo, e all'indipendenza dell'Istria dopo la divisione della preesistente Venezia ed Istria in unità politiche separate, Venezia e Istria. In questo periodo l'Istria non era riuscita a raggiungere lo stato di ducato, era anzi amministrata dal Magister Militum, e il suo sviluppo naturale verso il ducato o addirittura verso il tema era stato interrotto dalla sottomissione al potere franco. In questa breve esposizione tenterò di presentare gli avvenimenti successi in Istria durante il periodo di divisione. Purtroppo il periodo interessato è proprio quello dei secoli bui della storia europea, determinati dalla mancanza di testimonianze scritte nelle fonti storiche. In Istria il passaggio dall'età tardo-antica all'alto medioevo era trascorso in toni molto meno drammatici rispetto a quelli riscontrati nel territorio della Venezia orientale. Entrambi i territori erano protetti dalle incursioni provenienti dall'est mediante il sistema di fortificazioni conosciuto come Claustra Alpium Iuliarum, che tendenzialmente non era riuscito a fermare le incursioni dei cosiddetti barbari, come del resto non era riuscito a fare neanche con quelle delle legioni romane al tempo delle guerre civili. Però il fatto che l'Istria non avesse subito attacchi da parte di grandi gruppi di barbari non significa che la sua popolazione non fosse consapevole del pericolo, poiché nulla garantiva che al territorio sarebbe stato risparmiato a questo destino. A causa di tali circostanze, in Istria è riscontrabile l'avvento di 2 processi interconnessi. Il primo è il processo, in storiografia croata chiamato castrizazia, non esiste la parola, il termine in lingua italiana, sarebbe se esistesse la castrizzazione, ma non c'entra Fidel Castro. No? Il processo della nascita di insediamenti fortificati, molto compatti, ubicati in punti vantaggiosi per la difesa, come cime di colli ripidi, nonché isolotti e penisolette della costa litoranea. L'inizio di questo processo in Istria venne datato a un periodo precedente alle prime incursioni barbariche, già al IV e V secolo, da quando probabilmente la popolazione si era sentita minacciata dalle guerre civili che imperversavano senza tregua a partire dalla seconda metà del III secolo e che furono abbastanza comuni anche durante il IV e V secolo. Nel periodo classico in Istria esistevano poche città. Tre che avevano lo status di colonia, Trieste, Parenzo e Pola, e alcune che avevano lo status di municipio. Mediante quel processo nacque una serie di insediamenti fortificati, la maggior parte dei quali era sorta sulle località dei castellieri preistorici, abbandonati durante il dominio romano. Il trasferimento spontaneo della popolazione dai villaggi aperti delle pianure ai villaggi chiusi fortificati sulle cime dei colli aveva avuto per conseguenza anche una parziale urbanizzazione dello stile di vita rurale, ma allo stesso tempo si assiste alla rustificazione delle città antiche, decade la qualità dell'abitare, si rimpicciolirono gli spazi per l'abitazione, vennero trascurati gli edifici e le superfici pubbliche, si indebolirono i servizi comunali e gli impianti di lavorazione dei prodotti agricoli si trasferirono nelle città poiché, trovandosi al di fuori delle mura cittadine, rischiavano di essere saccheggiati. Al contempo vennero ristrutturate e fortificate le mura cittadine che fino a quel momento erano state trascurate.
Entro la fine del VII secolo, alcuni degli insediamenti fortificati che si erano formati in questo modo erano progrediti a tal punto da essere segnalati nella cosmografia dell'Anonimo Ravenate, in cui si menzionano per la prima volta. Altri insediamenti fortificati vengono menzionati nelle fonti scritte a partire dal IX secolo, ma è indiscutibile che siano stati fondati secoli prima, il che è stato confermato dalle ricerche archeologiche ivi condotte. Parallelamente alla cosiddetta castrizzazione, si svolgeva il processo di militarizzazione dell'amministrazione e della società, riscontrabile in tutta Italia, soprattutto dopo l'invasione longobarda. In Istria il processo assunse connotati simili al resto dell'Italia, quindi non approfondirò il tema in questo luogo. Menzionerò soltanto che ebbe luogo un rimodellamento dell'amministrazione della regione, certamente dovuto a ragioni di ordine militare. Mentre nell'antichità l'Istria era costituita da 3 colonie romane con i loro territori, ora era formata da 8 e successivamente da 9 unità. Accanto a Trieste, Parenzo e Pola, i cui territori si erano ridotti in maniera considerevole, ora esistevano anche Rovigno, Montona, Pinguente, Pedena, Cittànova e Albona, a testimonianza del fatto che certe città nate durante la castrizzazione si rafforzarono a tal punto da diventare centri amministrativi al pari delle vecchie città romane. Il processo di militarizzazione dell'amministrazione fu accompagnato anche dalla militarizzazione della società, perché i proprietari terrieri erano stati organizzati in milizie comandate da ufficiali militari che allo stesso tempo adempivano anche all'amministrazione civile. Le scarse fonti scritte risalenti a questo periodo portano alla conclusione che tale riorganizzazione delle capacità difensive della provincia non riusciva a impedire le incursioni dei nemici. Accanto ai Longobardi vengono maggiormente menzionati gli Avari e gli Slavi, ma è evidente che sia riuscita a ostacolare la distruzione degli insediamenti fortificati. I dati delle fonti storiche lo confermano, i pochi dati. Dopo che nell'anno 600 il Papa Gregorio I menziona che, cito, gli Slavi hanno già iniziato a invadere l'Italia attraverso l'Istria, Paolo Diacono scrive che verso il 602, dopo che il re longobardo Agilulfo ebbe concluso la pace con gli Avari nel 601, cito, i Longobardi con gli Avari e gli Slavi attaccarono l'Istria e la devastarono con fuoco e saccheggi. Fine citazione. E che nel 611 gli Slavi, durante il saccheggio dell'Istria, cito, uccisero tanti soldati e la saccheggiarono in maniera deplorevole. I Longobardi non presero parte al secondo attacco perché Agilulfo aveva precedentemente stipulato la pace con l'imperatore bizantino Eraclio. Per nessuno dei due casi esistono notizie che uno qualsiasi degli insediamenti fortificati fosse stato conquistato. Gli scavi archeologici hanno però confermato che nella prima metà del VII secolo la località di Nesazio, nei pressi di Pola, aveva subito un attacco. Abbiamo ragione di credere che le incursioni slave siano state più numerose rispetto alle 2 menzionate da Paolo Diacono, che omise di registrarle non ritenendole degne di nota, soprattutto se i Longobardi non ne fecero parte. Devo rimarcare che dobbiamo essere prudenti con ogni notizia risalente a quel periodo che menziona l'Istria, perché tale espressione non designava soltanto la penisola, ma era anche il nome della provincia ecclesiastica. Ad esempio, al Concilio di Roma nel 680, tra i presenti provenienti dalla provincia dell'Istria vengono menzionati il patriarca di Grado e i vescovi di Pola, Parenzo, Cissa o Ceneda, Celea, Trieste, Oderzo, cioè Eraclea, Padova, vescovo residente a Malamocco, e Altino, residente a Torcello. È evidente che il concetto di Istria comprendesse anche alcuni territori sulla costa dell'Adriatico occidentale e di conseguenza la notizia di Paolo Diacono riguardante l'attacco dell'Istria da parte del duca di Trento e Vino nel 587 si riferisce molto probabilmente ad altre zone e non alla penisola vera e propria. Nel contesto dei rapporti istriano-friulani, ossia istriano-longobardi, nei secoli VI e VII,
è inevitabile menzionare un ritrovamento archeologico rilevato nella località di Brežac presso Pinguente. Alla fine del XIX secolo vi sono state scoperte alcune tombe con ricchi corredi, precisamente una con ricchi corredi, di 9 tombe, di cui una suggerisce la sepoltura di una persona molto importante. Il defunto era stato inumato assieme ad un ricco equipaggiamento militare, spade, un coltello di combattimento, le frecce e così, inclusi i finimenti del cavallo, perché era inumato con lui anche il cavallo. Considerata la datazione tra il VI e il VII secolo e la fattura germanica alle armi e dell'equipaggiamento, si reputa che si tratti di una tomba longobarda. Ciò nonostante è impossibile dire più di tanto e si suppone che qui fosse sepolto un illustre longobardo al servizio di Bisanzio, perché non esistono prove che in questo territorio avessero mai dominato i Longobardi in nessun periodo, per quanto breve. Le informazioni derivanti da altre zone dell'Italia confermano che ci fossero anche Longobardi al servizio di Bisanzio e quindi non si tratterebbe di una situazione inusuale. Alla separazione e al distanziamento dell'Istria e del Friuli avrà sicuramente contribuito anche la seconda fase dello scisma tricapitolino, quella che iniziò a partire dal 607, quando il patriarcato si divise in 2 parti in linea con i confini politici. A causa di questo fatto, i 2 territori adiacenti avranno pochissimi rapporti diretti nel secolo che si trova al centro dell'interesse di questo convegno e la situazione rimarrà immutata anche per la maggior parte del secolo successivo. La sottomissione al dominio franco, che interesserà sia il Friuli sia l'Istria, li riporterà in uno stato naturale di collegamento ed interattività. Da quel momento in poi, e per la durata di tutto il IX secolo, notiamo in Istria un rafforzamento degli influssi culturali del territorio friulano, ma cronologicamente usciamo dalla cornice temporale che ci interessa. Grazie. Bene, grazie per questa relazione che ci ha aperto un po' lo scenario dell'Istria, ponendo anche una serie di problemi, a cominciare da quello della definizione territoriale di che cosa si intende per Istria nelle fonti stesse quando si allude a incursioni o altro così in maniera generica verso l'Istria, che non corrisponde necessariamente alla nostra idea di Istria e neppure corrisponde più alla provincia romana, e quindi con i problemi che solleva e che ha evidenziato un po' la separazione che in qualche modo si matura e si consolida durante l'età longobarda, che è quella che poi a noi interessa, tra le 2 aree per varie dinamiche, non ultima anche quella religiosa, come accennava adesso alla questione tricapitolina. Va bene, grazie anche di averci parlato in italiano e di aver reso comprensibile tutto. Bene, adesso ho visto che c'è Cesare Alzati, quindi posso invitarlo a venire qui al tavolo dei relatori. Sono molto felice di averlo oggi al nostro fianco. Dal programma vedete indicata come sua istituzione di riferimento l'Accademia Romena di Bucarest, ma tutti noi sappiamo quali sono i trascorsi all'Università di Pisa e all'Università Cattolica di Milano di Cesare Alzati e posso fare solo una piccola parentesi. I relatori hanno avuto il piacere di trovare anche come omaggio il volume ultimo che è stato pubblicato con raccolta di una parte della produzione di Cesare Alzati, un volume intitolato Chiese nella storia, culto, impero, ecumene, è un volume di 600 pagine di dimensioni e sono molto contento che il Centro Studi Longobardi si sia fatto carico di questa operazione e che rende appunto merito di una produzione che altrimenti resta spesso frammentata e dispersa nelle diverse sedi in cui viene tutto pubblicato. E sono veramente felice di averlo qui, mi ricorda i tempi pisani da studente anche. Allora, adesso come promesso non voglio prendere troppo tempo e quindi
Gli lascio la parola perché ci parlerà di un tema anche abbastanza complesso, la liturgia aquileiese, influssi e persistenze. Come avevo chiesto, se può avvisarmi, Assolutamente. Non ai 17 ma ai 15. Perfetto, Aveva... segno tutto. Grazie infinite. Prego. Grazie anche per la cortese, amicale, forse carica di ricordi anche, presentazione. Ringrazio l'illustre presidente del Centro di Studi Longobardi e carissimo amico il professor Gabriele Archetti per l'invito a prendere la parola all'interno di questo splendido convegno. Mi sia concessa una rapida premessa al mio intervento per segnalare l'importanza degli aspetti ecclesiologici e istituzionali in esso implicati, aspetti sui quali però non potrò soffermarmi. Un rito non è un insieme regolamentato di formule e di cerimoniali. Esso è il riflesso della percezione dottrinale di sé da cui una Chiesa è animata ed esprime la conseguente immagine che di sé tale Chiesa è venuta progressivamente costruendo e propone nella comunione cristiana. Sicché ecclesiologia e istituzione, ossia dottrina e canone, ne sono componenti imprescindibili. Ogni rito porta in sé una sintesi di precise tradizioni ecclesiologiche e istituzionali ed ha interagito con le variegate dottrine e con le strutture civili ed ecclesiastiche che hanno fatto da sfondo alla sua genesi e al suo sviluppo. In merito alle forme cultuali di Aquileia, imprescindibile si presenta la relazione con la parallela vicenda milanese. Sono due vicende che vengono a illuminarsi reciprocamente. Anche per la precocità e la ricchezza della documentazione, l'indagine non può che partire dalla Milano pre-sant'ambrosiana e sant'ambrosiana. Cosa sappiamo della vita cultuale milanese che possa avere un interesse per Aquileia? Ambrogio definisce de more la lettura del libro di Giona che apre la celebrazione del mistero pasquale. In realtà il mos rituale della Chiesa a lui affidata si estendeva ben oltre quel testo. Grazie alla edizione negli anni 1969-71 del cosiddetto lezionario armeno, oggi possiamo essere sicuri che l'ordinamento delle letture evangeliche, del Sacrum Triduum, come lo chiama Ambrogio, è a lui precedente ed è di una straordinaria arcaicità. Riprende esattamente, al versetto, l'ordinamento delle letture in uso nella Chiesa di Gerusalemme al momento in cui la madre di tutte le chiese iniziò a celebrare negli articolati spazi del complesso dell'Anastasis, ossia negli edifici e nelle strutture architettoniche che Costantino le donò e la cui dedicazione risale al 335. Oltre a questo, alcuni rapidi cenni di Ambrogio attestano pure la proclamazione delle pericopi evangeliche tuttora in uso a Milano nelle domeniche quaresimali, tentazioni de Samaritana, de Cieco, de Lazzaro. Ordinamento di testi questo occidentale. Ambrogio ci attesta anche che ai competentes, coloro che si preparavano al battesimo, durante la Quaresima venivano presentati i libri di Genesi e Proverbi. Con riferimento a Genesi sta di fatto che diversi scritti del vescovo milanese appaiono dedicati proprio ai progenitori e ai patriarchi di Israele, de Paradiso, de Cain et Abel, de Noè, de Abraham, de Isaac et Anima, de Jacob e de Vita Beata, de Iosef, de Patriarchis. Nella catechesi mistagogica del De Mysteris, in merito ai riti battesimali,
dopo l'emersione a Oriente dalla vasca e l'unzione col crisma, ma prima dell'assunzione della veste bianca, spicca con significato sacramentale la lavanda dei piedi, accompagnata dalla lettura evangelica di Giovanni 13. Quanto all'Eucaristia, che a Milano come ad Aquileia era già divenuta quotidiana, preziose risultano alcune puntualizzazioni sulla preghiera eucaristica in ambito milanese ai tempi di Ambrogio, offerte nel 2003 da Mathieu Smith nel suo fondamentale volume sulla celebrazione eucaristica gallicana. Lo studioso dell'Università di Strasburgo ha mostrato le consonanze di immagini e di forme testuali sussistenti tra testi eucologici d'ambito gallicano-ispanico e formulazioni presenti nell'omiletica di vescovi d'ambito milanese, quali Gaudenzio di Brescia e Massimo di Torino. Un aspetto particolarmente caratterizzante al riguardo può essere individuato nella sottolineatura della tensione scatologica insita nella celebrazione eucaristica, aspetto espresso attraverso gli embolismi alla narrazione dell'istituzione, embolismi ossia quanto si aggiunge alle parole evangeliche dell'istituzione. Tale richiamo alla tesi scatologica, non presente in ambito romano, è attestato nelle opere omiletiche di Gaudenzio, di Massimo di Torino, dello Pseudo Massimo, autore anonimo del V secolo, nonché nel De Sacramentis, opera che ritengo non milanese, quantunque sensibile al modello milanese. Questa prospettiva escatologica costituisce un dato consolidato nel tempo, confermato dalle successive testimonianze dei libri di culto d'ambito irlandese, ispanico e milanese, Donec iterum de celis veniam ad vos. Un indizio tangibile che le convergenze ora segnalate tra Milano e le chiese della prefettura Galliarum si inserissero originariamente in una comunanza di tradizione che riguardava pertanto anche la struttura della celebrazione eucaristica, ci è offerto dai relitti di tipo gallicano conservatisi a Milano nel Triduo Pasquale, segnatamente in Cena Domini e nella Veglia. Oltre a tali elementi va osservato che Ambrogio designa il proprio commemorare in sacris i defunti Graziano e Valentiniano II col verbo nominare. Chi mi proibirà di nominare? E come ben sappiamo, nelle chiese della prefettura Galliarum, i dittici e le relative intercessioni si collocavano nei riti offertoriali che prevedevano un'apposita orazione variabile detta post nomina. A riguardo ricordiamo che Innocenzo I, grazie molte, nella lettera a Decenzio contestò espressamente l'ubicazione delle commemorazioni nei riti offertoriali, affermandone la sola collocazione legittima nella preghiera eucaristica. Tutto dunque converge nell'indicare anche a Milano una struttura della preghiera eucaristica articolata in una formula di raccordo dopo il Sanctus, vere Benedictus, come in ambito gallicano-ispanico, confronta la formula della messa della veglia ambrosiana, conservatasi, la narrazione dell'istituzione dell'Eucaristia conclusa dall'embolismo, l'epiclesi, confronta le formule in Cena Domini, e la finale dossologia. Salto le questioni relative alla presenza di Natale ed Epifania nell'anno rituale. Passiamo ora ad Aquileia. È ben nota, in merito al patrimonio cultuale della Chiesa aquileiese, la fondamentale testimonianza offerta per l'ultima parte del IV secolo
dai Sermones e dai Tractatus in Matteum del vescovo Chromazio. I suoi scritti, non essendoci pervenuti in raccolte sistematiche, eccettuato il caso del Tractatus sul discorso della montagna, ci offrono indicazioni preziose ma purtroppo frammentate. Ad esempio, dal Sermo 15, dedicato da Chromazio al rito della lavanda dei piedi, si ricava che quest'ultima era accompagnata, come a Milano, dalla lettura di Giovanni XIII e che il rito stesso e la purificazione battesimale si richiamavano reciprocamente, ma non appare affatto che la lavanda dei piedi fosse parte del rituale battesimale. La conclusione del sermone la configura come un'esortazione ai catecumeni. Personalmente ritengo che l'autenticità di questo elemento finale possa, o meglio debba, essere rifiutata come inserto di un trascrittore che non aveva assolutamente dimistichezza con la prassi di Chromazio. Senza tale elemento incongruo, abbiamo una tipica catechesi mistagogica in perfetta consonanza con la testimonianza di Ambrogio. Analogamente deve dirsi per il Sermo XVIII de Nicodemo et Baptismo, che viene configurato come, dalla conclusione, come un discorso rivolto ai competentes. Qualora si togliesse tale conclusione, il sermo apparirebbe quale è un perfetto discorso di carattere mistagogico in occasione e in connessione col Sermo 18a. Quanto all'ordinamento del calendario annuale, dal Sermo 34 viene la sicura attestazione della festa dell'Epifania incentrata sulla teofania al battesimo nel Giordano, cui sono dedicati anche i Tractatus 12 e 13. Anche nella tradizione gallicana, come ci attesta il lezionario di Luxeuil, il riferimento al battesimo è assolutamente centrale. Omettiamo le considerazioni sulle domeniche quaresimali. Tenendo presente la testimonianza dello stesso Ambrogio in merito alla lettura di Genesi e Competentes, va segnalata la coerenza dei sermoni di Chromazio 38, 23 e 24, sermoni dedicati rispettivamente ad Adamo ed Eva, a Caino e Abele, al patriarca Giuseppe. All'interno dei Tractatus Chromaziani si evidenzia il corpus organico e compatto dei trattati che vanno dal XVII al XXXVI. Sono testi dedicati al discorso della montagna, cominciando dalle Beatitudini. Si vedono al riguardo anche il Sermo 5, 6, 40 e 41. Da Ambrogio sappiamo che nelle ferie delle settimane quaresimali, con l'eccezione della feria sesta aliturgica, si celebrava l'Eucaristia. Dall'ultima fase tardo-antica, o comunque già anteriormente all'età carolingia, sono attestati i Vangeli di tali celebrazioni. Si tratta della lectio continua del discorso della montagna di Matteo. Grazie dunque ai trattati cromaziani in questione e alla loro consonanza con la successiva documentazione milanese, diventa legittima la supposizione che l'ordinamento da quest'ultima attestato possa risalire, come molti altri aspetti dell'ordinamento delle letture del Vangelo, assai indietro nel tempo fino all'età di Ambrogio. In merito al Triduo Pasquale, Chromazio ci offre un indizio piccolo ma estremamente prezioso. Nei Sermones 19 e 20, dedicati alla Passione del Signore e connessi indubbiamente alla celebrazione di quella che a Milano sarebbe stata designata come la Feria Sesta in Parasceve, egli dichiara di voler commentare esclusivamente il Vangelo proclamato, e questo Vangelo è il Vangelo secondo Matteo. Ciò significa che anche Aquileia condivideva l'uso di Milano, uso che si radicava nel modello celebrativo definito dalla madre di tutte le chiese, la Santa Sion, quando poté mettere a frutto gli edifici e gli spazi del complesso dell'Anastasis.
Quanto alle catechesi mistagogiche, oltre ai già segnalati Sermo 15 e 18 con 18a, va segnalato il Sermo 14, paralitico alla piscina probatica, che ha parallelo in Ambrogio de Mysteris 4, 22 seguenti e nella successiva tradizione milanese. Per i secoli della tarda antichità abbiamo per l'area aquileiese le annotazioni in margine al Codex Foro-Iuliensis e quelle del Codex Redigeranus. Per Milano possiamo ricorrere al Codice di Busto. I decenni tra la fine del VI e gli inizi del VII secolo segnano l'arco di tempo cruciale che vide la pressione ravennata e romana sui due metropoliti per la condanna dei 3 capitoli raggiungere il suo apice. Nel 573 Costanzo di Milano fu tradotto da Genova a Roma, dove sottoscrisse la cauzione impostegli. Sul finire del decennio successivo, Ravenna rinnovò il medesimo copione nei confronti del patriarca Severo e di alcuni suoi suffraganei. Fu per loro e per la provincia milanese una dolorosa esperienza, solo momentaneamente chiusa dalla ritrattazione. Di fatto fu la prova generale per la successiva azione di forza delle autorità romane che nel primo decennio del VII secolo produsse la duplicazione del patriarcato. Costanzo di Milano non soltanto condannò i 3 capitoli, ma nella sua subordinazione giunse al punto di introdurre nei dittici della Chiesa milanese il nome dell'arcivescovo Ravennate. Non solo, fu con ogni probabilità allora che il metropolita milanese si sottopose a uniformare la celebrazione eucaristica della sua Chiesa a quella delle chiese di tradizione romana, assumendone in particolare l'azio, ossia la preghiera sacerdotale. Fu salvaguardato qualche raro elemento della tradizione precedente, il pridie, cioè la narrazione dell'istituzione, della preghiera eucaristica con il suo embolismo e la sua dossologia finale. La fractio panis, che tra l'altro si legava anche a una precisa composizione musicale, il confractorium. Forse la denominazione Oratio super Sindonem prima dei riti offertoriali. Probabilmente in tutto questo un ruolo rilevante dovette svolgere anche l'arcivescovo Ravennate. La preghiera eucaristica è non proseguo perché ruberei del tempo all'esposizione, ma la preghiera eucaristica milanese è quella romana, ma avvenuta tramite la mediazione di Ravenna. Come il De Sacramentis è un qualcosa che assomiglia a Milano, ma era a Ravenna perché era inserito civilmente Ravenna con la Flaminia nella annonaria di cui Milano era il fulcro, benché ecclesiasticamente continuasse ad essere strettamente romana, suburbicaria. Questo dal tempo di Valentiniano I. Scusatemi. Dunque, come dicevo, in questo vi fu probabilmente anche l'intervento dell'arcivescovo Ravennate, perché i santi commemorati nella preghiera eucaristica di tipo romano adottata a Milano, tra questi santi figurano tuttora Apollinare e Vitale, che sono assenti nella preghiera eucaristica romana e sono propri di quella di Ravenna. Quanto al patriarcato aquileiese, la sua sede lagunare di Grado si trovò inserita nella sfera politica ravennate e nella sfera ecclesiastica romana. Mi permetto un'osservazione: gli studi del Catino hanno dimostrato che l'idea di una basilica di San Marco di liturgia originariamente tricapitolina è mitologica, perché tutti i testi sono strettamente romani. In merito alla sede di terraferma, ben presto
rifugiatasi la sede di terraferma, ben presto rifugiatasi a Cormons, continuò nel suo nuovo contesto la propria vita cultuale. Le note in margine del Codex Foro-Iuliensis e del capitulare del Redigeranus attestano la rigorosa conservazione del Vangelo di Matteo nel corso del Triduo. Quindi, come a Milano, e faccio presente che questa è Milano e Aquileia in questo caso, sono le uniche due chiese nell'intera ecumene cristiana che hanno conservato quell'ordinamento. Perché gli altri hanno l'ordinamento, tutte o quasi hanno attinto a Gerusalemme, ma più tardo ed evoluto. L'ordinamento originario si trova qui e a Milano. In merito da rimarcare la perfetta consonanza con Milano precarolingia nell'ordinamento delle pericopi per il Natale e per l'Epifania con la centralità dei magi. Quest'ultimo caso ancor più colpisce perché è evidente il distacco e l'evoluzione rispetto alla testimonianza di Chromazio, per il quale l'Epifania è il battesimo al Giordano. E se Milano illumina questa evoluzione aquileiese, forse questa evoluzione aquileiese può illuminare ciò che anche a Milano era l'Epifania originariamente, come sembra indicare l'eucologia e non soltanto l'eucologia della festa. L'impatto dell'ideologia ecclesiastica carolingia. Ciò che i carolingi perseguirono fu cancellare la memoria rituale delle chiese dei loro domini e sostituirla con i testi, le forme musicali, la disciplina rituale della Chiesa romana. La Chiesa di Milano sfuggì alla romanizzazione, ma da Chiesa che anche sul piano rituale aveva dialogato con l'ecumene, si trovò ad essere un'enclave dotata di uno straordinario patrimonio che per il corpo ecclesiale che la circondava, a cominciare dalla corte imperiale e dall'autorità pontificia, e perfino per la sua provincia aveva perso significato. Aquileia, per parte sua, ebbe come patriarca Paolino II, aquileiese e longobardo, analogamente a Paolo Diacono. Egli si rese efficace interprete delle direttive regie. Si permise l'inserimento nella stessa Eucaristia di inni metrici aritmici, come ricorda Valafrido Strabone, dei quali recentemente Sandro Piussi e Alessio Perscic hanno mostrato il radicamento nella precedente tradizione rituale, prima dell'adozione delle forme romane. Altra particolarità relativa al battesimo, all'unzione dei malati, ai funerali, sono documentate fino ai secoli dell'incipiente età moderna, ma i libri romani di fatto vennero imponendosi e tra l'altro finirono per cancellare sul piano rituale il tradizionale carattere festivo del sabato che tuttavia a livello antropologico si perpetuò fino ai secoli moderni. Anche questo era elemento in comune con Milano, dove sul piano rituale tuttora continua. Un discorso a parte che non mi compete si impone per la tradizione musicale. In questa forma di variante del rito romano, la tradizione aquileiese, sotto il nome di rito patriarchino, si perpetuò. Non peraltro in forza di un patrimonio organico di testi e forme rituali, ma piuttosto quale segno di appartenenza a una precisa storia ecclesiastica, e lo si vide chiaramente alla fine del secolo XVI. Sembra di poter dire che il legame col rito fosse particolarmente vivo alla periferia del patriarcato, nella lontana Como e nella teodolindiana Monza con la sua dipendenza lariana di Varenna. Nel concilio provinciale aquileiese che nel 1596, sotto la presidenza del patriarca Barbaro, impose a tutte le chiese del patriarcato l'adozione dei riti romani, l'unico ad opporsi fu proprio il vescovo comense, l'ambrosiano Filippo Archinti. A Como, nell'archivio capitolare della cattedrale,
si trova un messale romano post-tridentino stampato a Venezia nel 1583, cui è stata aggiunta un'appendice del 1585 per poterlo usare nel rispetto del rito patriarchino della Chiesa comense. La difesa della tradizione patriarchina veniva pertanto da ecclesiastici che avevano già una consolidata consuetudine coi libri rituali romani. Non si trattava dunque di un rifiuto di testi già ampiamente usati, ma era dissenso di fronte alla cancellazione di una tradizione, segno della continuità di una vita ecclesiale. In questo si conferma che nella tradizione patriarchina, anche durante l'ultima estenuata fase di esistenza, ecclesiologia e istituzione continuavano ad essere riferimenti imprescindibili in grado di dare ricchezza di significato anche a uno stanco perpetuarsi nel tempo di alcune formule e usanze cerimoniali. Grazie. Grazie a Cesare Alzati per questa bella lezione su un tema che pratichiamo anche molto poco, devo dire, ma ci ha ricordato metodologicamente l'importanza dei riti per la comprensione delle chiese e delle forme peculiari e identitarie di queste chiese, anche la chiusa finale sulla lunga durata della pratica di determinate formulari nella liturgia dava il senso anche del perché poi ci si lega e si mantiene anche queste forme particolari che sembrano deviare rispetto a una norma invece che tutti quanti in qualche modo poi conosciamo. Grazie ancora e dello sforzo anche di rendere una materia molto complessa anche, spero, comprensibile nella esposizione. Bene, vado avanti con i prossimi relatori, che sono due, insieme ci riportano in area orientale, in Croazia, dall'Università di Spalato. Abbiamo con noi Ivan Bodrocic e Maja Rončević. Spero di non aver fatto troppi errori nelle pronunce, che non è il mio forte, il croato, e che ci parleranno di Arianesimo e mondo slavo, quadri a confronto. Prego. Prima di tutto buongiorno a tutti e grazie per l'invito di prendere parte a questo magnifico convegno. Grazie a Gabriele che mi ha invitato anche qui e non è la prima volta che collaboriamo. Vedete il titolo della nostra relazione che intende di parlare dell'arianesimo e dei suoi influssi nel mondo slavo. Prima di tutto va detto che l'arianesimo è una delle più diffuse eresie antiche, è un fenomeno rivelatosi molto complesso. La storia è iniziata con la negazione della divinità di Gesù Cristo da parte di Ario, sacerdote del patriarcato di Alessandria nativo delle parti della Libia. Qua brevemente già soltanto vi faccio vedere qualcosa di cronologia, ma brevemente giusto per risparmiare tempo. Cronologia che parlare di questi argomenti è molto importante, sia la storia e cronologia che anche la geografia. Vediamo qui, ma brevemente, ma soltanto per farvi vedere e poi porre attenzione sul fatto che già dall'inizio, ancora Costantino ha cambiato la sua posizione da qualcuno che appoggiava fortemente il credo di Nicea e le decisioni dei vescovi di Nicea, pian piano si è spostato sull'altro versante, magari volendo unire l'impero, e quindi già favoriva, verso la fine della sua vita, favoriva gli ariani. E il suo figlio Costanzo è molto conosciuto come un ariano molto acceso e veramente ha promosso l'arianesimo durante il suo governo.
Poi anche vediamo fino a 378 gli imperatori appoggiavano l'arianesimo, che è molto importante a saperlo come una premessa. Poi per quanto riguarda i Goti sono anche qui un nesso molto importante per parlare del mondo slavo, e vediamo che anche qui abbiamo dei dati che parlano di un contatto con l'arianesimo che è avvenuto già nella prima metà del IV secolo con Ulfilla, e poi anche vediamo che lui promuove l'arianesimo tra i Goti e predica, e praticamente si dice che verso la fine del IV secolo quasi tutte le tribù gote erano ariane. Però un'altra cosa che accade qui, che possiamo vedere, poi lo spiego pure, che i Goti si insediano verso 376-78, ormai anche dopo la vittoria sull'esercito romano di Adrianopoli nel 378, ormai sono entrati a far parte dell'impero romano. Quindi questa battaglia fu anche decisiva, ma vediamo che si sono insediati nelle parti della Pannonia e del Danubio, che poi probabilmente dal Danubio poi saranno stati anche quelle zone più vicine a Costantinopoli, saranno anche spinti dopo, ma rimarranno sempre presenti nella Pannonia dal IV secolo, in IV-V, e poi si trasferiscono verso l'Italia e poi penisola iberica e così via. Ecco, questo giusto per far vedere questi momenti importanti. Io non ho tempo per spiegarli tutti, ma giusto per vedere questi momenti che l'arianesimo è stato presente nella Pannonia soprattutto dall'inizio, dove anche Lario fu esiliato e predicò l'arianesimo in Pannonia, e poi anche durante l'impero di Costanzo la più massiccia presenza ariana fu proprio nelle parti della Pannonia. Poi adesso vado avanti con queste premesse per non perdere troppo tempo. A parte il contenuto teologico dell'eresia ariana, è molto importante capire anche altri fattori che hanno portato ad una diffusione prima in Oriente e poi anche in altre parti dell'impero romano, nonostante non avesse penetrato subito fino all'estrema parte dell'Occidente. Durante questo periodo degli imperatori romani, prima dell'arrivo dei Goti, l'arianesimo fu diffuso, ma mescolato insieme al cattolicesimo nelle città, dove magari prevalevano gli uni o gli altri, come per esempio Milano, dove resisteva Ambrogio, ma prima di Milano sappiamo che è stato imposto il vescovo ariano, quindi ci sono state tali difficoltà. A Costantinopoli, per esempio, quando arrivò San Gregorio Nazianzeno, non trovò neanche una chiesa nelle mani dei cattolici. Quindi questi fattori dipendevano anche dagli imperatori, ma comunque nelle città o nelle zone erano misti, come dico l'esempio può essere la Milano stessa. Per capire la diffusione dell'eresia bisogna capire le condizioni concrete, direi anche la geografia. E lo sappiamo che durante l'impero dell'imperatore Costanzo l'arianesimo si era diffuso in tutte le parti dell'impero, sebbene non fosse dappertutto ugualmente forte. C'è stata una resistenza maggiore in Occidente. In Occidente, grazie all'azione dei papi e di alcuni forti vescovi, quali Ambrogio, è stato molto arginato, soprattutto dopo la morte di Costanzo. Ma poi verrà diffuso dai Goti in maniera assai consistente. Comunque in questo periodo c'è una frase celebre di San Girolamo che disse: e il mondo, sgomento, si ritrovò ariano. Lui fa un'osservazione per questo periodo dell'impero di Costanzo. Solo dopo la morte dell'imperatore Valente vengono imperatori cattolici, ma ormai i Goti sono entrati, come l'ho detto, che sono stati nella zona danubiana dove hanno sconfitto l'esercito romano, poi anche si trasferiscono in Pannonia e sono entrati dentro i limiti dell'impero ed era impossibile cacciarli via. L'impero non aveva una forza sufficiente, neanche la strategia militare per sconfiggerli, e quindi l'impero li accetta come federati. In tutto va detto che l'arianesimo è stato presente quindi in Pannonia anche prima con Lario, che predicò lì, anche poi con i vescovi di Mursia, di Sistria, di Singidunum, che praticamente appoggiavano la strategia e la politica di Costanzo. E poi vediamo, dopo, quando tutto questo è finito, arrivano proprio i Goti come
popolazione segnata dell'eresia ariana. E questo fenomeno possiamo poi vedere come si applica o come tocca il mondo slavo. Prima faccio qualche osservazione generale su questo, perché è importante vedere queste cose che sono accadute prima, perché bisogna trovare un legame, un filo per poter trarre delle conclusioni anche nella direzione dei popoli slavi. Tale filo in questo caso è veramente, come l'ho detto, geografico, nel senso che nella stessa zona si sono incontrati anche prima diversi popoli che hanno avuto l'influenza l'uno sull'altro, ma anche le tribù gote hanno accolto gli uni dagli altri l'arianesimo. Prima di tutto per il fatto che i popoli slavi vengono in questa zona geografica che ormai dal IV secolo in poi è stata infetta dall'arianesimo, in un modo o in un altro. Sia dall'inizio le zone pannoniche ne sono state infette per la predicazione dello stesso Ario negli anni subito dopo il Nicea. Così si può supporre che dal contatto è venuto anche il contagio con l'eresia ariana. Questo vale per i Goti, ma anche penso anche per i popoli slavi, nonostante che non abbiamo tanta documentazione per lo sviluppo, per questi episodi. Negli anni 50-60, nel IV secolo, durante il periodo di Costanzo, c'è stata una forte presenza ariana in Pannonia, soprattutto in Sigidunum, Mursia, Sistia. Poi una volta, quando l'opzione cattolica diventa ufficiale nell'impero romano, con l'imperatore Teodosio, che proprio si comporta da Catholicismus, ormai ci sarà nella Pannonia la presenza dei Goti ariani, inespugnabile. Quindi, osservando la cronologia storica e la geografia, vediamo che la zona dell'Illirico del nord della Pannonia, le zone danubiane, sono state sotto un continuo influsso ariano. Sono le zone esposte al contatto ai popoli che venivano dall'est e opprimevano le frontiere dall'impero, dal limes danubiano e quello pannonico. Le popolazioni che venivano a contatto con i Goti e i Longobardi potevano anche essere contagiate o accogliere, accettare magari qualche famiglia o tribù le stesse idee, lo stesso come anche è successo, come l'ho detto, per i Goti che man mano sono diventati tutti praticamente ariani. Da queste osservazioni generali vado al caso dei Croati. Purtroppo non abbiamo molte notizie certe ed attendibili sui casi concreti dell'arianesimo. Qui un caso dei Croati, slavi del sud, che ovviamente potevano subire maggiore influsso, essendo arrivati proprio nelle zone dell'Illirico, le pannoniche, ma anche quelle dalmatiche. Ovviamente si può dire per certo che in tali zone dove l'impero non poteva esercitare un pieno potere sulla popolazione, ci poteva essere maggiore probabilità della presenza degli ariani. D'altra parte, magari nelle zone più vicine a Costantinopoli, dopo Teodosio, lui ovviamente come imperatore era interessato a spingere e diciamo anche soffocare l'eresia. E lo sappiamo della sua politica e della sua strategia imperiale, però lo poteva fare magari meglio nelle zone dove aveva più forza anche militare, nelle zone dove erano i Goti non lo poteva fare così facilmente e penso che sono rimasti molti e altri popoli che venivano come gli Avari e gli Slavi sono venuti in contatto con l'eresia ariana prima che di essere venuti in contatto con la Chiesa cattolica che poi prevale. Infatti abbiamo già sentito citare un testo del Papa Gregorio Magno che scrive al Vescovo di Salona nel luglio dell'anno 600 e dice che è addolorato per la minaccia degli slavi che poi passano per l'Istria e poi entrano già in Italia. Questa notizia deve essere vera, però il Papa parla degli sclavorum gente, vuol dire parla degli slavi. Poi abbiamo visto che magari ci sono anche degli avari di Longobardi che sono tutti un po' misti, ma comunque la notizia deve essere certa anche per quanto riguarda gli slavi che erano già presenti in quelle zone lì.
Infatti in seguito poi questa notizia è venuta dal Papa, dal sacerdote della Dalmazia Veteranus. Tradizionalmente si accetta che questo poi venne la distruzione o comunque la Salona viene spopolata nei primi decenni del VII secolo per opera degli Avari. Tradizionalmente si dice così, ma probabilmente anche gli slavi croati erano lì, che poi sono rimasti nelle stesse terre. Ma un problema che si pone qui, che non tutte le fonti storiche dicono che gli slavi, i croati, erano ariani. Si dice che erano pagani, ma per quello l'ho detto prima, che può darsi che erano in parte ariani, in parte pagani. Non si può poi, tirare una linea proprio così chiara e netta di separazione, come l'ho detto anche per i Gotti. Per esempio, la notizia di un Tommaso arcidiacono storico di Spalato del XIII secolo, lui parla dei croati che sono, dice, misti con altri popoli, Avari e Goti, e sono venuti, hanno avuto uno stile simile di vita, tradizioni, una lingua, hanno avuto anche i capi propri, nonostante fossero cattivi e selvaggi, erano cristiani, ma molto grezzi, così dice lui. E dice che sono stati macchiati dell'eresia ariana e che poi sono rimasti lì nella zona di Salona e pian piano anche sono entrati a comunicare con la popolazione romana che è rimasta dentro le mura del palazzo di Diocleziano. Lo stesso dice anche dopo in un capitolo della sua storia, quando parla di Papa Giovanni, praticamente quando parla di Giovanni di Ravenna, dice che Giovanni di Ravenna, come primo vescovo di Spalato, di Exsalona, dice che come primo vescovo ha cristianizzato gli slavi e li ha anche purificati dall'arianesimo. Ecco, questo che dice. Però altre notizie dicono che erano dei pagani e gli storici non sono d'accordo su, non è chiaro se proprio erano pagani o ariani, ma per me direi che si potrebbe anche, sull'esempio dei Goti, vedere che in parte magari avevano accettato l'eresia anche ariana e in parte erano ariani. Per cui non bisogna supporre che tutti e subito erano diventati cristiani di professione ariana, perché il processo di cristianizzazione è stato sempre lento e progressivo. Può darsi che gli storici li abbiano valutati sulla stessa stregua dei Goti, ma comunque non bisogna escludere l'attendibilità delle notizie storiche con la dovuta interpretazione. Per esempio Vittorio Peri dice una stessa cosa, dice, cito solo un breve passo, dice anche quando paragona i Goti di Alarico e Teodorico, Odoacare e così via, dice anche per il tramite di questi popoli, delle loro comunità cristiane, il primo contatto degli slavi con il cristianesimo e il modo di vivere della società cristiana si era sviluppato capillarmente. Ecco, questa è la parola chiave. Capillarmente si sviluppava anche l'eresia ariana tra i slavi, penso che anche tra i croati. Terzo punto. A terzo punto 5 minuti, ma penso di poter finire. Poi terzo punto sarebbe un punto un po' successivo per quanto riguarda la storia, ma riguarda anche la storia di Cirillo e Metodio, dove sono stati accusati loro, almeno nella, per esempio, Storia Salonitana di Tommaso Arcidiacono, dice che San Metodio era un eretico ariano. Quindi il problema era qui la lingua, perché diversi popoli, anche gli ariani, avevano già dall'Ufila usato la Bibbia e i testi propri nella lingua propria. E quindi i popoli slavi che non hanno imparato né il greco né il latino hanno avuto la lingua propria. E c'è stata anche l'intervento della Chiesa bizantina di mandare Cirillo e Metodio, però sono stati anche accusati dell'eresia, sottoposti all'accusa, alla ricerca, per vedere se sono degli eretici. Perché? Perché hanno voluto usare, hanno dato a queste popolazioni, hanno dato l'alfabeto e hanno tradotto i libri liturgici nella lingua paleoslava. E quindi sono stati accusati magari dell'eresia, perché
durante la storia è stato anche conosciuto che anche altri eretici, come lo dicono diciamo, gli storici che comunque dicono per esempio ariani, nestoriani e altri cristiani non calcedonesi, spesso usavano la lingua propria e quindi anche gli slavi sono stati accusati di essere eretici a causa dell'uso, di essere eretici ariani a causa dell'uso della lingua propria, ma sappiamo che tale situazione è poi andata a finire diversamente per i croati. Poi i croati cosa hanno fatto? Per non essere messi sotto accusa dell'eresia ariana hanno usato la leggenda di San Girolamo come inventore dell'alfabeto glagolitico e traduttore della Bibbia nella lingua popolare illirica, cosiddetta illirica per loro. Quindi si sono salvati usando San Girolamo, mentre poi anche altri popoli, comunque San Metodio è riuscito a dimostrare l'ortodossia e la fedeltà alla Chiesa e quindi la storia comunque è andata diversamente, soprattutto perché in quel periodo ormai degli ariani non c'erano molti. Vado alla conclusione. Per concludere, bisogna dire che questi processi non sono stati sempre veloci e uniformi, ma abbiamo visto sono stati capillari. La penetrazione dell'arianesimo tra la popolazione gotta e poi anche altre popolazioni ovviamente è stato un processo graduale. Non bisogna immaginarlo come se fosse un blocco, ma piuttosto un processo che dipende dalle circostanze di vita concreta e di contatti reali, della geografia reale proprio. Quindi possiamo immaginare che tale processo è in parte avvenuto anche con la popolazione slave, ma siccome la forza e la presenza ariana dal VI secolo in poi veniva indebolita, così questo processo non si è sentito così forte e non aveva tanto successo quanto l'ha avuto l'arianesimo tra i Goti. Lo stesso è avvenuto anche con la cristianizzazione che promuoveva la Chiesa cattolica dopo tra i popoli di queste terre. Si tratta dei stessi processi, a volte lenti, e in cui comunque la Chiesa del tardo antico è uscita come vincitrice e ha posto le basi per un'Europa ormai diversa sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista della società. Ma questo esce dall'ambito di questa ricerca e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie ai nostri due relatori, perché poi ha parlato solo Ivan, ma per motivi di lingua, ma comunque del lavoro oramai, e complimenti per l'italiano fluente, quasi perfetto devo dire. E grazie anche per averci riportato su un tema che è quello dell'arianesimo, che è un po' fa da sottofondo in molte situazioni legate, questioni legate ai Longobardi, ma che qui è stato preso in relazione al mondo slavo, che almeno io in genere non ricollego così in maniera spontanea e naturale alle questioni legate all'arianesimo. Invece ci ha dimostrato che è tema assolutamente rilevante ed è anche interessante perché, almeno da quello che dicevi, per alcuni aspetti poi ricorda proprio anche il mondo longobardo, che è quello di cui noi ci occupiamo, che è mondo ariano, ma quando parlavi di popolazioni che sono sì ariane ma sono anche pagane, dove non si capisce bene quale è veramente il profilo religioso di queste popolazioni, ma anche lì sui Longobardi un po' mi pare che la questione sia ancora aperta e meriti poi di essere ripresa anche in parallelo con questo. Però io mi censuro, quindi vi ringrazio ancora e posso chiamare il quarto relatore di questa mattinata, che è Roberto Bellini, che anche lui viene dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e che penso ci riporterà un po' su questi temi, perché ci deve parlare delle tradizioni germaniche, culti e aspetti folclorici, suppongo in ambito longobardo. Quindi, bene, grazie. Grazie Presidente. Mi è d'obbligo innanzitutto ringraziare gli organizzatori del convegno per l'invito che mi hanno rivolto, forse con eccessiva fiducia nei miei confronti. Devo infatti in pari tempo confessare le mie difficoltà relativamente al tema che mi è stato affidato.
Verrebbe da commentare, excusatio non petita, accusatio manifesta, e devo riconoscere che ciò è in buona parte vero. A mia si fa per dire giustificazione il fatto che di tali argomenti avevo già avuto modo di discutere in occasione del precedente congresso dedicato al regno di Liutprando. Ora, problematiche quali le tradizioni folcloriche appartengono a pieno titolo a quella storia della lunga durata della quale costituiscano un tassello di rilevante importanza. Ciò non significa naturalmente che non si possano registrare mutamenti e sviluppi originali in tali fenomeni. Tuttavia questo lo si può cogliere solamente secondo prospettive geostoriche ampie, mentre solo pochi decenni separano l'epoca di Grimoaldo da quella liutprandina. Ne penso che la pure fondamentale e definitiva svolta cattolica della monarchia successiva alla scomparsa di Grimoaldo abbia costituito per il nostro tema un evento particolarmente significativo. Nella sostanza, il quadro di fondo delle esperienze religiose dei due periodi lo ipotizzerei complessivamente stabile, essendo costituito da un sincretismo folclorico cristiano proprio non solo dell'età medievale, il quale però per l'epoca di Grimoaldo non è facile da afferrare nel suo primo aspetto per la scarsità della casistica disponibile. Proprio le leggi da lui emanate ne costituiscano una prova. Nessun riferimento in esse a quelle tradizioni accennate in sia pure rarissimi articoli dell'Editto di Rotari e in misura più importante nelle norme di Liutprando, sicché a conti fatti sono solamente 3 i casi che posso proporre. Traggo il primo dal racconto di Paolo Diacono della battaglia di Forino, risolta a favore dell'esercito guidato da Romualdo grazie al vessillifero del re. Mentre ancora infuria la pugna, costui infilza un soldato greco con la lancia ornata con l'insegna regia, sollevandolo dalla sella fin sopra il suo capo e così suscitando un terrore tale da mettere in fuga i suoi commilitoni, dei quali i Longobardi fanno strage. Troviamo qui un elemento frequentemente evocato nelle tradizioni folcloriche della stirpe, la lancia, simbolo simultaneamente dell'autorità regia e della virtus militare del popolo, ma altresì ammantata talvolta da elementi magico-religiosi. Lo stesso Paolo ne fa la protagonista della salvezza fisica e della vocazione regia di la missione, confermata peraltro, ecco la componente militare, dalle sue vittorie sulla campionessa delle Amazzoni e sui Bulgari. E con la lancia che auta ritocca la pietra posta in acqua all'estremo limite della penisola, profetizzando l'estensione del regno a tutta l'Italia. E sono lance significativamente adornate con l'immagine di San Michele impugnate dai soldati di Cuniperto a gettare nell'angoscia l'Achis nella fase decisiva della battaglia di Coronate. L'oggetto compare pure nell'acclamazione regia di Ilprando, qui associato al cuculo che si posa sulla sua cima, un portento interpretato da Aliquibus Sapientibus quale nefasto auspicio del suo principato, mentre roteandolo con destrezza che Astolfo, destinato direi perciò inevitabilmente al trono, elimina i 2 spoletini che lo avevano aggredito alle spalle. Infine, per tornare all'era beneventana, nel racconto di Erchemperto, Grimoaldo IV, dopo aver fatto strage dei napoletani guidati dal traditore Dauferio, li insegue fino alla porta capuana, da lui percossa con la propria lancia. Non c'era nessuno che gli resistesse, commenta il cronista, tanto da costringere i sopravvissuti a serrare le porte per proteggersi e il giorno dopo a dichiarare la resa. La seconda testimonianza è costituita dalla Vita Barbati, uno scritto geografico oggetto di larga attenzione storiografica, la quale ne ha messo in luce molteplici aspetti, dando luogo a interpretazioni diversificate,
condotte inoltre secondo differenti e spesso suggestive prospettive. Proprio per questo non mi propongo qui di condurre un'analisi dettagliata del testo, ma mi limito ad alcune considerazioni, rilevando innanzitutto il sostanziale accordo sulla sua duplice e principale finalità istituzionale e giurisdizionale e sulle sue singolari caratteristiche narrative, che la differenziano dal modello tradizionale delle vite sanctorum, pur in presenza di numerosi topoi ricorrenti. Uno dei più importanti è la figura di Barbato come predicatore e missionario, che soprattutto nella seconda sezione dell'opera e nella conclusione finiscano con l'identificarlo con quella di San Paolo, l'apostolo delle gentes per antonomasia. Anche in riferimento a ciò, si parva licet, distinguerei chiaramente i due episodi narrati nella vita, senza che questo comporti necessariamente ipotizzare una sua redazione in fasi successive. Di essi, a mio sommesso avviso, solo il primo trasmette un'effettiva pratica folclorica, la quale coinvolge non a caso indistintamente tutta la stirpe locale. Lo suggeriscano pure la sua puntuale descrizione e l'assenza di possibili antecedenti letterari, benché personalmente ritengo sia opportuno utilizzare con prudenza codesto secondo criterio esegetico quando ci si occupa di queste tematiche, poiché per la natura compilativa ma non passivamente ripetitiva della cultura medievale, il ricorso a modelli in senso ampio, classici, è assai frequente e ciò richiede da parte di chi indaga la capacità di coglierne gli elementi di effettiva novità al di là della lettera del testo. Soprattutto corrisponde a un'espressione fondamentale della cultura tradizionale longobarda la natura militare e venatoria della prassi, esplicitamente dichiarata a Barbato dai suoi praticanti ed evidente nella giostra equestre e nella presenza del corium appeso alla Sacra Arbor, del quale ultimo aspetto possediamo non poche esemplificazioni presso altri popoli barbari. Penso invece sia del tutto inutile proporsi di identificare la natura della pelle e dell'albero, che già ormai sfuggivano all'agiografo, perché mi pare obblighino a ricorrere a criteri di ordine morfologico-antropologico col rischio di proiettare sul rito elementi lontani nel tempo e nello spazio ed estranei perciò nel loro specifico significato all'ambiente longobardo beneventano del 663 in cui esso è attestato. In parte ciò vale a mio avviso anche per la divinità eventualmente venerata, se si pretenda di andare oltre a quel Godan presentatoci alle origini della saga della stirpe, secondo una prospettiva senz'altro ma anche genericamente militare, oltre la quale non mi spingerei. Ho in mente in proposito un suggestivo contributo di Marcello Meli. Piuttosto segnalerei la rilevanza dell'albero sacro. A esso è diretto il rito, gli stulta vota rimproverati dall'agiografo Longobardi, quamvis sacri baptismatis unda bluerentur, ed è l'albero, a mio giudizio, a sacralizzare il corium, a tal fine appesovi nel solemnem diem in cui si svolge. Perciò è contro codesto a rivolgersi la furia di Barbato, altro topos ricorrente, mentre della pelle non si fa più menzione. Ciò ci porta nel contesto dei rituali e delle credenze dendriche ben presenti nelle tradizioni folcloriche di altre stirpi barbare, ma anche nel contesto italico. Lo ricordano 2 lettere di Gregorio Magno e una norma delle leggi di Liutprando, emanata significativamente in un contesto in cui l'incontro culturale e sociale tra Longobardi e Latini si era ormai compiuto, così come la cristianizzazione dei primi, senza che ciò tuttavia, a mio giudizio, abbia comportato il superamento di quella dimensione religiosa sincretistica cui sopra si è accennato. In tale luce
Estenderei così il significato della pratica pure ai culti della fertilità, senza per questo negare la prevalenza della dimensione militare, che assegna indubbiamente al rito una funzione in quel momento ancora identitaria, almeno per i Longobardi beneventani. Rispetto a questo quadro mi permetto invece di sollevare dubbi relativamente al secondo rituale descritto nella vita, l'adorazione della vipera d'oro, sulla scorta di molteplici indizi che in questa sede non posso analizzare e che comunque sono stati già in gran parte rilevati da studiosi ben più autorevoli di chi vi parla. Senza pretesa di esaustività e solo a titolo di elenco, mi paiono importanti la vaghezza con cui è presentato, la labilità delle prove addotte per sostenere l'esistenza di culti ofidici sia presso i Longobardi sia nel contesto locale, mentre sono chiari in questo caso i riferimenti scritturistici del racconto, essendo il serpente rappresentazione tra le più frequenti del diavolo nella tradizione cristiana, in vari casi tra l'altro secondo quell'ambivalenza caratteristica della cultura folclorica. Si pensi ad esempio ad alcuni episodi dei dialoghi di Gregorio Magno. Ancora, il fatto che il rito coinvolga solo Romualdo e il ristretto gruppo dei suoi sodales. Infine, l'insieme delle reazioni di Barbato. Singolarmente il santo sembra scoprire solo a distanza di tempo l'esistenza di codesto culto. Inoltre, egli opera in contraddizione con le minacce formulate verso Romualdo e i suoi se non avessero tenuto fede all'impegno di rinunciare alle paganerie, nonché in modo differente verso l'oggetto sacro, cioè non per distruzione come nel caso dell'albero, ma direi per obliterazione, trasformando la vipera d'oro in un calice e in una patena, con i quali Barbato celebra la messa alla presenza di Romualdo, solo al cui termine rende dotto il duca di quanto egli ha fatto. Credo dunque sia corretto interpretare il racconto come volto a rafforzare alcuni elementi della prima narrazione, in particolare esaltando l'azione missionaria di Barbato e perciò nuovamente la sua identificazione con Paolo, lettura che proporrei anche sulla scorta di un interessante rilievo di Marina Montesano riguardante l'episodio del naufragio dell'Apostolo a Malta. Assieme a quella taumaturgica, pure ben presente nella prima parte e qui sottolineata nella severa punizione inflitta a uno dei compagni di Romualdo, il quale neppure tanto implicitamente aveva suggerito al duca di mettere a morte Teoderada, rea di avere ceduto alle insistenze di Barbato perché gli consegnasse il simulacro. Ciò ci porta un'ultima osservazione. Tra i pochi elementi comuni ai due racconti vi è infatti la funzione essenziale ricoperta dalla donna nella conversione dei Longobardi beneventani, benché si tratti di figure femminili ben diverse. Nel primo episodio a intervenire la Vergine, che esaudendo l'insistita preghiera del santo appare a Romualdo, si noti solo a lui e a Barbato, a garanzia della salvezza di Benevento. Dopodiché, operando la sua virtus consacratrice delle mura e dello spazio interno a esse, porta Costante II, apparentemente senza motivo, ad abbandonare l'assedio. Nel secondo è appunto Teoderada a essere protagonista, ovviamente secondo modalità diverse, ma comunque anche qui espressione di una storia al femminile, ampiamente presente nelle fonti longobarde, attorno alla quale ha scritto pagine illuminanti Carmelina Urso negli atti del convegno dedicato a Teodolinda, e l'abbiamo sentito anche ieri. A esse mi permetto solo di aggiungere che il coinvolgimento di Teoderada nella vita lo leggerei come un riflesso, mediante un evento, sia pure soltanto narrativo, della sua memoria di principessa che, specialmente attraverso il suo evergetismo, in effetti ebbe un ruolo decisivo nel radicamento del cristianesimo presso i Longobardi di Benevento e più in generale nell'area del Ducato.
Un ultimo punto da trattare riguarderebbe la figura e il culto di San Michele, pure adombrato nella prima parte della vita, ma per mia e vostra fortuna su questo è intervenuta la bella relazione di Roberto Greci e ascolteremo quella di Immacolata Aurisa a conclusione della seduta, che senz'altro ne hanno trattato e ne tratteranno con ben maggiore competenza del presente relatore. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a Roberto Bellini per questa impeccabile relazione nei tempi e anche nella capacità di evitare di dilatarsi eccessivamente su un tema che spesso porta invece alla dilatazione, quale quello delle tradizioni, degli aspetti folclorici, eccetera. Invece è stato molto, molto asciutto e legato, diciamo, ai testi, alle difficoltà poi che questi testi propongono, perché sono sempre dei racconti che vengono da chi ormai sta superando o vuole in qualche modo superare questi riti di cui si parla, e quindi se ne parla sempre in maniere che diventano poi tutte da decifrare e da ricostruire. Bene, grazie ancora. E adesso vi chiederei la pazienza di avere ancora una relazione, poi facciamo la pausa, perché ci aspetta un trittico di relazioni dedicate al mondo monastico, quindi ne facciamo una adesso, poi facciamo pausa e cominciamo con un po' il re dei monasteri meridionali, andando verso Monte Cassino con la collega e amica Amalia Galli dell'Università. Siamo per la parità di genere, quindi cosa credi? E la collega Amalia Galli dell'Università di Salerno, che di questi temi si è occupata a lungo, anche autrice di un bel volume di sintesi su San Benedetto, dove appunto le questioni cassinesi sono ovviamente centrali, e quindi lascio a lei volentieri la parola perché ci parli del rapporto tra Monte Cassino e i Longobardi. Grazie Presidente, grazie Francesco, grazie, mi unisco anch'io ovviamente ai ringraziamenti agli organizzatori e alla Fondazione che ci ospita per questo splendido convegno e altrettanto splendida ospitalità. Grazie quindi. Il periodo di governo del Ducato e del Regno di Grimoaldo, come è noto, coincise con un vero e proprio cono d'ombra nella storia dell'abbazia di Monte Cassino. Essa era stata distrutta dai Longobardi verosimilmente intorno al 577, forse anche con lo scopo di utilizzarne il sito in funzione strategico-difensiva nei confronti del territorio romano, a pochi decenni dalla fondazione di Benedetto, dopo il governo dei suoi immediati successori e durante quello di Bonito. Da quel momento le sue vicende caddero nel silenzio, con l'unica certezza, o almeno tale secondo le fonti cassinesi, che i monaci fuggitivi ripararono a Roma, come scriverà dopo circa 2 secoli Paolo Diacono, senza però indicare il luogo in cui si erano rifugiati. Sullo scorcio dell'XI secolo, Leone Ostiense avrebbe scritto nella sua cronaca che ad essi era stato concesso di costruire un monastero nei pressi del patriarco lateranense da parte di Gregorio Magno, pontefice che nella terza versione della cronaca di Pietro Diacono diventa più verosimilmente Pelagio II, 570-590, il cui pontificato è cronologicamente più vicino alla distruzione longobarda. La residenza lateranense, d'altra parte, confluirà nella tradizione cassinese e viene ripresa anche nel quarto e ultimo libro della cronaca, opera come è noto dello stesso Pietro Diacono, oltre che nel falso privilegio di Papa Zaccaria, datato 18 febbraio 748. Non ci meravigliamo dunque che nelle fonti cassinesi si riscontri un salto temporale nella narrazione delle vicende della comunità di Benedetto, dalla circostanza dell'arrivo a Roma fino agli inizi dell'VIII secolo, quando Petronace ricostruirà il monastero nel primitivo luogo della sua fondazione. Un silenzio che evidentemente riguarda anche gli avvenimenti contemporanei, compresi quelli dei territori longobardi.
I Longobardi, tuttavia, non solo erano stati responsabili diretti della lunga assenza dei monaci da Monte Cassino, ma su di loro si era misurata la capacità preveggente di San Benedetto, o meglio l'interpretazione che di essa aveva dato il suo agiografo Gregorio Magno. Nel capitolo 17 dei Dialogi Gregoriani, infatti, si racconta che lo stesso Benedetto avrebbe profetizzato piangendo al nobile Teopropo che per volere divino il suo monastero e tutte le cose che aveva realizzato in esso sarebbero stati gentibus tradita sunt. Egli aveva ottenuto da Dio però che i suoi fratelli avessero salva la vita, espressione quest'ultima ripetuta alla lettera da Leone Ostiense nel primo libro della cronaca. Nel commentare il passo, considerata la vicinanza temporale della distruzione del cenobio, Gregorio Magno non aveva esitato a identificare il generico gentes, che qualche traduttore dei dialogi ha reso con barbari, con i Longobardi e aggiungeva, probabilmente informato dagli stessi monaci ormai residenti a Roma, che essi si erano introdotti nottetempo, saccheggiando e distruggendo ogni cosa, ma senza catturare nessuno, così come aveva profetizzato Benedetto, accostando infine l'episodio al racconto del naufragio di Paolo ricordato negli Atti degli Apostoli. È solo successivamente alla ricostruzione di Petronace che Leone Ostiense e i suoi successori nella stesura della cronaca cominciano a riferire delle vicende longobarde, soprattutto quando si intrecciano con quelle cassinesi e in particolare quando si menzionano concessioni o donazioni a Monte Cassino attribuite ai re longobardi o ai duchi e principi della Longobardia meridionale, più o meno rielaborati dalla memoria monastica. A proposito dei sovrani, non ha riscontro nella documentazione un'ipotetica donazione di possedimenti all'abbazia in Liguria, anche se qualcuno ritiene sia invece verosimile, attribuita ad Astolfo, Desiderio, Carlo, Pipino, Lotario ed altri personaggi timorati di Dio, che fu rivendicata dal cassinese Giorgio davanti all'imperatore Enrico IV, al figlio Enrico V e a Matilde di Canossa nel 1096. Ma ancora più problematica è una conferma di desiderio all'abate Teodemaro della terra Sancti Benedicti, di altri possedimenti e dell'immunità. Il preceptum confirmationis tramandato nel Registrum Petri Diaconi sarebbe stato emanato a Pavia nel dicembre 761, ma è un falso, benché forse basato su un autentico precetto perduto, di mano probabilmente di Pietro Diacono. Richiamato successivamente in un breviarium di Giovanni Preposito del monastero di San Benedetto di Persiceto dell'aprile del Novecento, riconosciuto ugualmente come un falso, e infine da Ottone I il 30 giugno 968, nel quale, su richiesta di Paolo, abate di San Vincenzo al Volturno, si confermavano patrimonio, immunità e protezione imperiale a Monte Cassino. Non è mia intenzione affrontare in questa sede il problema dei falsi precetti e privilegi altomedievali, problema peraltro non solo di Monte Cassino, relative ai confini della terra Sancti Benedicti e comprendenti le donazioni di desiderio dei duchi longobardi, degli imperatori carolingi e di altri, affrontata sistematicamente e con esiti difficilmente discutibili dagli editori del Registrum Petri Diaconi, che hanno ricondotto l'inizio dell'opera di falsificazione alla fine del secolo X, in età ottoniana. Mi limito a ricordare come il falso precetto di desiderio sembra essere stato realizzato successivamente, per esempio, ad alcuni falsi riconducibili agli imperatori carolingi. Rispetto ai sovrani longobardi, a parte lo stesso Desiderio, l'unico ad essere definito da Leone Ostiense sevissimum nella circostanza dell'assedio di Pavia da parte di Carlo Magno, i cronisti cassinesi si mantengono, per così dire, asettici, nonostante la distruzione longobarda abbia forgiato profondamente la storia di Monte Cassino e la sua tradizione memoriale, e certo non riservarono ad essi gli stessi epitodi prescetti per i Saraceni, autori peraltro, come si ricorderà, della seconda distruzione della comunità nell'883, stirpe nefandissima e pestilenziale. Ste Astolfo viene
dimenticato, diciamo, dalla tradizione cassinese, a differenza per esempio da quanto accade a San Vincenzo al Volturno, il legame più stretto tra il monastero e i sovrani longobardi si realizzerà con Ratchis. Le vicende del duca del Friuli e poi re sono note, ma per quel che interessa in questa sede è che già il cassinese Paolo Diacono ne aveva tracciato un profilo che ne esaltava le virtù militari e morali, mentre le altre fonti cassinesi ne ricordano, non con un certo orgoglio, l'assunzione dell'abito monastico, ricevuto da Papa Zaccaria, che ne rivestì anche la moglie e la figlia, dopo averlo consacrato chierico. Lo stesso pontefice lo avrebbe destinato a Montecassino. Si è discusso sulle ragioni della monacazione di Ratchis, seguite alla sua deposizione ad opera di Astolfo, dietro la quale si intravedono anche motivazioni di natura politica e finalizzate all'equilibrio interno del regno. Ma le fonti cassinesi non hanno dubbi. Ratchis è spinto da Zaccaria, ma anche, scrive Leone Ostiense, riprendendo alla lettera le parole della Continuatio Casinensis dell'Historia Langobardorum, che tuttavia ricorda i figli del deposto re non menzionati e non una sola figlia, divino afflatu instinctus, sicché egli aveva abbandonato regalem dignitatem et gloriam, consegnandosi a una vita religiosa e contemplativa nell'osservanza della regola. Dopo la breve parentesi di interregno tra la morte di Astolfo e la presa del potere di Desiderio, circostanze ignorate sia dalla cronica Casinensis e sia dalla citata Continuatio, Ratchis sarebbe morto a Montecassino, mentre la moglie e la figlia avrebbero eretto un monastero femminile non lontano dall'abbazia, nella località Plumbariola, attuale provincia di Frosinone, dotandolo di molti beni prima di arrivare alla fine dei loro giorni, vissuti sempre nell'osservanza della medesima regola. A questo punto l'Ostiense aggiunge un dettaglio non presente nella Continuatio, ma che attinge alla memoria orale del monastero. Ancora ai suoi tempi, vicino a Montecassino, si trovava una vigna che vulgo vinea Ratchisi vocatur, che alcuni ritenevano fosse stata piantata e coltivata dallo stesso Longobardo. Quindi la memoria cassinese nei confronti di Ratchis ne ricorda, lo ricorda in veste di monaco, non in veste di donatore. D'altra parte pare che l'unica donazione, ammesso che sia vera, l'unico intervento materiale che Ratchis abbia avuto nei confronti di Montecassino sia aver finanziato la costruzione di una chiesa dedicata a San Pietro, che viene ricordata però solo esclusivamente dalla Vita Sancti Atanasi, che è un testo agiografico della seconda metà del IX secolo. A proposito della memoria dei re longobardi nella tradizione memoriale dei monasteri, volevo segnalare un interessante articolo uscito qualche anno fa di Maja, mi scuseranno se la pronuncia slava non è precisa, Maja Maskarinek, la quale ha fatto un bellissimo lavoro in cui ha analizzato proprio la memoria dei sovrani longobardi, ovviamente memoria che si intreccia sia con la presunta tradizione delle donazioni e delle concessioni, nonché con la rielaborazione ovviamente più tarda della stessa memoria, per una serie di monasteri, tra cui Montecassino, dell'Italia centrale e settentrionale. E da lei, per esempio, che apprendiamo dai suoi studi che Ratchis, per esempio, ha un discreto successo nella cronaca del monastero del Soracte. Però nel caso del Soracte, Ratchis è donatore di patrimoni. Nel caso cassinese è soltanto il monaco che con la sua monacazione contribuisce ad esaltare, in qualche modo a rimarcare il prestigio e l'autorevolezza del monastero, prima che poi Carlo Manno più tardi entrasse nello stesso cenobio. In tutti i casi la monacazione di Ratchis e la sua predilizione per il monastero sopravvisse nella memoria cassinese e viene menzionata esplicitamente e non casualmente nel 1137,
durante un intervento dell'imperatore Lotario III al lago Pesole, riportato da Pietro Diacono nell'Altercatio inter Petrum et adversarium Casinensis Ecclesiae, inerenti alle trattative avviate nel 1137 per negoziare il passaggio di Montecassino all'obbedienza di Innocenzo II dopo la crisi seguita allo scisma del 1130 e la morte di Anacleto II, scopo per il quale era stato inviato all'incontro lo stesso Pietro Diacono. Si tratta di un argomento troppo complesso per essere discusso in questa sede, soprattutto per i rapporti tra i cassinesi e il papato, che furono oggetto di discussione in quella circostanza, ma nelle parole attribuite dal Diacono a Lotario, destinate a confermare l'importanza di Montecassino per l'impero, c'è uno spazio anche per Ratchis, elencato unico longobardo tra i sovrani particolarmente benevoli verso il monastero cassinese. Quindi c'è una chiarissima rielaborazione della memoria della presenza di Ratchis nel monastero. Ovviamente non è un donatore Ratchis, abbiamo visto, ma la memoria rielabora il ricordo in questo modo, benché in realtà l'elenco dei donatori di Lotario III presenta diverse incongruità storiche, comprendendo personaggi che non avevano mai avuto alcun rapporto con il monastero di Montecassino. Non potendo dunque Ratchis, per motivi contingenti, ma che confermano il ruolo spiritualmente attrattivo di Montecassino dopo la sua prima ricostruzione, argomento sul quale si è scritto tanto da poterlo mettere in questa sede, il sovrano longobardo che segna di più e più a lungo la memoria cassinese, fino a travalicare il cenobio, volendo credere alla ricostruzione di Pietro Diacono. Ma è dopo la citata ricostruzione di Petronace e più tardi quella avviata dall'abate Aligerno che si stringono particolarmente i rapporti, oltre che con gli imperi di Occidente, di Oriente e altri signori locali, con i Longobardi, anche se ormai si tratta degli esponenti dell'elite beneventana, capuana e salernitana. Non potendo ripercorrerne qui tutti i momenti, peraltro abbastanza noti, mi limito a ricordare solo alcune circostanze. La prima è relativa alla venuta sul monte del cittadino bresciano Petronace, un personaggio sul quale si sa ben poco, un longobardo, nonostante la storiografia si sia sforzata di inquadrarne la fisionomia e l'operato nell'ambito della storia bresciana e pontificia, soprattutto nei primi decenni dell'VIII secolo. Tralascio qui la discussione sulla cronologia dell'intervento di Petronace, le sue relazioni con il papato e le differenti ricostruzioni proposte dalle fonti che ne ricostruiscono la vicenda, benché sia verosimile, come è stato proposto da Federico Marazzi, accanto al ruolo della sede apostolica nella rifondazione cassinese, sia da considerare una più significativa partecipazione dei nobili beneventani fondatori del cenobio di San Vincenzo al Volturno, solamente adombrata dalle fonti cassinesi ma rimarcata da alcune di quelle volturnensi. Gli anni successivi a tale ricostruzione videro una crescita esponenziale politica, spirituale e patrimoniale insieme della ricostituita comunità, con un'attrazione misurata soprattutto nei confronti del mondo carolingio, benché proprio a questo periodo, e al 745, risale una delle più note falsificazioni cassinesi, un precetto di Gisulfo II che avrebbe dato l'avvio al primo nucleo della futura Terra Sancti Benedicti. Alternando una posizione politica filo-carolingia e filo-longobarda, i cassinesi vissero un accrescimento graduale del loro patrimonio a partire dall'abbaziato del longobardo Gisulfo, membro della famiglia regnante beneventana, a cui si accompagnò un rilevante impegno edilizio, avviando anche la costruzione di quello che diventerà il centro dell'amministrazione patrimoniale dell'impianto monastico del Salvatore, ubicato a Valle del Monte, attorno al quale, a partire dall'857, dall'abate Bertario, sorgerà il futuro insediamento di San Germano. Come è noto, il legame con i Longobardi capuani si strinse dopo la citata distruzione saracena e il lungo soggiorno cassinese a Capua,
prima del ritorno definitivo a Montecassino con l'abate Aligerno 948-50-985. Riprese allora senza soluzione di continuità lo sviluppo dell'abbazia, alla cui guida si successero spesso abati di origine longobarda e legati ai principi beneventani, con interferenze nella vita monastica e sulle sue dinamiche facilmente intuibili. Nonostante il loro impegno costante nel promuovere lo sviluppo del monastero, la memoria cassinese, tramandata, filtrata e in parte creata da Leone Ostiense e dai suoi successori, ne trasmette un'immagine piuttosto negativa. Manzone, 985-996, cugino del principe di Capua Benevento Pandolfo Capodiferro, la cui elezione aveva procurato una spaccatura severa nella comunità monastica, ma al quale fu riconosciuta una discreta abilità gestionale, si comportava seculariter, accompagnandosi a cavalieri e a servitori vestiti con indumenti di seta. Inoltre ascoltava musica nel refettorio, provocando la reazione indignata di Nilo di Rossano, secondo il suo agiografo, che preannunciò il futuro abbattimento dell'ira divina sull'indegno abate. Difatti di lì a poco fu imprigionato e accecato dal principe di Capua. Giovanni III, 997-1010, rampollo dell'aristocrazia beneventana, fu più temuto che amato dai confratelli per il suo atteggiamento rigido e rigoroso. Proveniva dal monte Athos. Atenolfo, figlio del principe di Benevento e Capua Pandolfo, inizialmente ha un destino migliore nella memoria di Montecassino, legato soprattutto alla sua gestione patrimoniale, ma anche alla capacità di difendere la terra Sancti Benedicti, ricorrendo anche, primo tra gli abati cassinesi, alla forza militare dei Normanni, ormai alleati del fratello Pandolfo IV, che aveva ereditato i principati di Capua e Benevento. Su quest'ultimo in modo particolare si misurò il giudizio negativo dei cassinesi, ma anche dei vulturnensi, argomento che ovviamente qui non tratto. Nella sua disinvolta, mutevole e ambiziosa politica, nel difficile momento storico dell'inserimento dei Normanni nelle vicende meridionali, questi trascinò nelle sue sconfitte il fratello, l'abate di Montecassino, annegato mentre da Otranto tentava di raggiungere in nave l'imperatore di Costantinopoli per sfuggire all'arresto decretato dall'imperatore Enrico II, perdendo tutto il suo prezioso bagaglio, libri, ornamenti e precepta, che aveva sottratto a Montecassino e meritandosi anche, secondo la terza recensio della cronaca, l'ostilità dello stesso Benedetto, apparso in visione al vescovo della città pugliese, intimandogli di fermare il fuggitivo. Tornato sulla scena politica dopo l'abbaziato di Teobaldo, Pandolfo IV prese il controllo dell'abbazia attraverso il calabrese Basilio fino alla discesa in Italia di Corrado II, il cui aiuto era stato richiesto dai cassinesi non allineati alle posizioni di Pandolfo. In Italia il governo di Richerio. Siamo alle soglie, finisco, di quello che Pietro Diacono definì l'aureum saeculum di Montecassino, coincidente con l'abbaziato di Desiderio, 1058-1087, restaurator di Montecassino, secondo le parole di Leone Ostiense, e uno dei 4 fondatori della comunità dopo Benedetto, Petronace e Aligerno, celebrando così enfaticamente la memoria storica del monastero. E Desiderio, come si ricorderà, era di origine longobarda. Grazie. Bene, grazie ad Amalia per aver sintetizzato una vicenda molto complicata, perché i suoi Longobardi sono un po' più lunghi dei Longobardi del Regno, in quanto devono aspettare la fine dei principati longobardi in Italia meridionale, quindi è arrivata all'XI secolo, e doveva parlare in sostanza poi di 3 Montecassino diverse, perché di mezzo ci sono le 2 distruzioni e ognuna delle distruzioni segna poi una cesura forte anche nella memoria della comunità monastica, cioè c'è poco da fare sull'età del regno longobardo. Non sappiamo nulla noi, ma non sapevano probabilmente più nulla neanche loro, e quindi anche lì la produzione di falsi diventava una necessità per darsi una qualche continuità con le età precedenti. E ovviamente il quadro cambia poi dopo la metà del X secolo, quando ormai invece
una continuità c'è, però lì, appunto, come ci hai fatto vedere, dovevano anche fare i conti con il passato e quindi scegliere quale linea dare nella ricostruzione della loro storia, della loro identità. Bene, mi fermo anche qui e ci concediamo 15 minuti di pausa per il caffè e ci rivediamo quindi per le 12 meno 10 massimo, ecco, perché altrimenti finiamo tardissimo. Università degli Studi di Chieti-Pescara, e che anche lui è uno specialista di storia monastica, si è occupato ripetutamente con continuità del tema e adesso ci parlerà delle presenze monastiche tra Regno e Ducati. A te la parola. Grazie Francesco, grazie al Presidente della seduta, grazie ovviamente a Gabriele Archetti che ormai con cadenze diciamo note ai più affezionati ci organizza questi convegni impeccabili sotto ogni punto di vista in questo periodo 25 aprile, 1 maggio che siamo tutti sempre felici di festeggiare essendo le nostre feste civili. E quindi insieme a Gabriele ringrazio il Centro Studi Longobardi, Francesca Stroppa e tutti coloro i quali lavorano anche dietro le quinte pazientemente affinché noi possiamo così ottimamente essere ospitati. Die Geschichte der mittelalterlichen Klöster beginnt in Italien erst mit dem Ende des 7. Jahrhunderts. E mi scuserà Florian per il mio tedesco. La storia dei monasteri medievali in Italia comincia solo con la fine del VII secolo. A voler seguire alla lettera questa affermazione posta in apertura del suo studio, Langobardisch Frankischen Klosterwesen in Italien, da Hans Grashoff, oltre un secolo fa, il tema che mi è stato assegnato potrebbe dirsi concluso qui, magari per stabilire una prestazione di valore europeo nell'interpretazione del genere relazione lampo. Ma nonostante la volontà di non approfittare della pazienza di chi ascolta, non è così semplice. In una più circostanziata affermazione, così scriveva Claudio Azzara nel 2006. A partire dalla metà del secolo VII, e in misura crescente nel corso del secolo successivo, ebbe luogo nei territori del Regno Longobardo in Italia, e così pure in quello dei due ducati di Spoleto e di Benevento, un fenomeno, ben presente agli attuali studi, di intensa proliferazione di fondazioni monastiche, per iniziativa privata di singoli lignaggi aristocratici, ma anche di molti duchi e perfino degli stessi monarchi. Si trattava di un fenomeno nuovo, almeno per la vastità della sua portata. In epoca anteriore, infatti, si era registrato solo qualche sporadico caso, anche se magari notevole in sé, di sostegno regio a specifiche fondazioni monastiche, come ad esempio in occasione dell'appoggio garantito dal re Agilulfo alla neo-istituita Bobbio. Fine della citazione. Tornando alle pagine di Grashoff, vi si può trovare una precisazione del suo pensiero, laddove indicava un certo ritardo non dei monasteri in sé, ma del rapporto tra questi e potere nella vicenda longobarda in Italia, rispetto a quanto altrove verificato. È un'aggiunta di centrale importanza, perché il tema è insomma quello della relazione tra monachesimo e potere. È forse possibile precisare maggiormente come si esplicitasse questo rapporto tra i secoli VI e VII nella penisola italiana, ed è quello che vorrei provare a fare. In una stagione storiografica come quella più aggiornata, che sta esplorando vari campi di indagine, l'ipotesi di lavoro che ora si proporrà potrebbe apparire piuttosto antiquata e ingessata, essendo legata ad aspetti giuridico-istituzionali, ma si spera di tornare su ciò nelle conclusioni. L'ascesa del protagonista del nostro convegno era stata di poco preceduta dalla prima codificazione di leggi scritte da parte dei Longobardi, ce ne ha parlato ieri Gustavo Adolfo Nobile Mattei, con il celeberrimo Editto di Rotari. In esso però, e del resto nemmeno nelle integrazioni che Grimoaldo promuoveva, si fa riferimento al nostro tema. Si deve dunque pensare a un totale disinteresse longobardo rispetto alla sfera religiosa? Non sembra un'ipotesi proponibile, anche per tempi di cambiamenti vorticosi ed eversivi come quelli dei secoli tra la fine dell'Impero Romano e i primi regni romano-germanici.
È indubbio che il monachesimo cristiano conoscesse origini remote anche nella penisola italiana. Basti pensare alle primissime esperienze che San Girolamo stimolava in tal senso nelle matrone romane tra IV e V secolo. Prima ancora, nella cristianità di Terzo, l'ascetismo e l'astinenza dalla vita sessuale trovavano accoglienza, insieme con la modestia, il distacco dalle cose terrene, la mortificazione e la carità verso i bisognosi, tra chi voleva aderire pienamente al messaggio evangelico. Ne mancano informazioni relative ad alcune interpretazioni che finivano per essere condannate nei concili di secolo IV, che collocano il monachesimo in quella fase del cristianesimo nel corso della quale gli imperatori di Roma dapprima ne proclamavano la libertà di culto con Costantino nel 313 e poi lo assumevano come religione di Stato con Teodosio nel 380, e mi scuso di stare a dire delle ovvietà. Di fronte al monachesimo o si tiene una posizione estrema con la quale arrivare a disconoscere unitarietà a un fenomeno disteso, certo, su un arco cronologico amplissimo e in più in contesti culturali, oppure è proprio nel tentativo di seguirlo come ambizione molto genericamente definita a una forma di vita meno legata alla dimensione materiale, più rivolta a quella trascendente, che lo si può leggere come un fenomeno presente in ogni cultura di ogni tempo e a tutte le latitudini. Ma anche proprio per questo va allora ben distinto il monachesimo nelle varie fasi della sua vicenda, pure all'interno del cristianesimo stesso. Nel nascente connubio tra Chiesa e Impero Romano non è forse abbastanza evidenziato il rapporto che la sia pur decadente istituzione imperiale antica andava ad instaurare anche con il monachesimo. In primo luogo, come già accennato, a Roma stessa, dove anche prima dell'accettazione del cristianesimo da parte delle istituzioni romane, non pochi erano gli esponenti delle principali famiglie senatorie che aderivano alla nuova religione, anche con riferimento al monachesimo. Come sopra si è accennato, è noto che lo stesso Girolamo fondasse un suo monastero con un cenacolo di donne sue seguaci, le nobili vedove romane Marcella, Paola e Melania. Sembra dunque possibile trovare un importante fattore di crescita del monachesimo in quell'evergetismo aristocratico romano che andava a sostenere materialmente le prime esperienze. Si andavano a fondare comunità religiose protette dagli intellettuali del tempo, appunto come Girolamo, facendo così compiere un allargamento della base sociale allo stesso cristianesimo, che fino ad allora si era diffuso più tra ufficiali dell'esercito e funzionari, magari in periodi di loro permanenza in Palestina o nel vicino Oriente. Ciò non incontrava universali consensi e sono ben noti gli strali alzati da Rutilio Namaziano, ad esempio, in ciò esponente di un orgoglioso conservatorismo ideologico attaccato ai principi della vecchia Roma, verso la migliore gioventù dell'aristocrazia romana ritiratasi nell'isola di Gorgona, dell'arcipelago toscano. Intanto però dalle forme orientali del monachesimo venivano assunte forme di vita, esempi, testi fondativi. Per fare qualche nome, Rufino, conterraneo di Girolamo, già nel 370-71 frequentava un monastero ad Aquileia, Ambrogio ne fondava uno presso le mura di Milano ed Eusebio, inviato come vescovo da Roma a Vercelli, qui fondava un monastero dove si univano vita sacerdotale e professione religiosa. Il secolo V e la prima metà del VI risultano per molti aspetti un ulteriore passo in avanti per il ragionamento che si va qui articolando. In tale fase il ruolo di riferimento che Roma aveva continuato ad assumere andava mutando e in ciò quello del vescovo della città eterna. Sono i primi passi, sperando sia scusata la semplicità con cui si accenna a un passaggio tanto complesso, verso la separazione tra la sfera del potere religioso e quella del potere laico. Di essi vi è traccia in alcune legislazioni romano-barbariche e in quella degli imperatori romani d'Oriente. Senza scendere in dettagli non opportuni in questa sede, si possono fare alcuni riferimenti a studi che mostrano qualcosa di interesse riguardo a ciò. Pablo de la Cruz Díaz ha ad esempio indagato il panorama iberico del secolo VI, notando che già nel primo concilio successivo alla più tumultuosa fase di invasioni, celebrato a Tarragona nel 516, los monasterios son ya perfectamente reconocidos como unidades constructivas, con sus celdas y su sometimiento disciplinar a la VAD. Quindi le cellule e le singole cellule monastiche e la sottomissione disciplinare all'abate. Lo studioso salamanchino registra anche una sottomissione da parte dei prelati tarragonesi alle disposizioni stabilite nelle Gallie. Sono anche i decenni delle prime norme relative al rapporto tra monasteri e rete diocesana.
Nel 546, sempre a Tarragona, si stabilisce che i beni che sono offerti, traduco la citazione di Pablo de la Cruz Diaz per brevità, i beni che sono offerti al monastero non rimangano sottomessi in nulla all'amministrazione diocesana del vescovo. E se qualche secolare desiderasse consacrare una basilica edificata da egli stesso, non osi in alcun modo separarla dal regime generale della diocesi con il pretesto che si tratta di un monastero, se non ci vivesse una comunità religiosa sotto una regola approvata dal vescovo. Sembrano preoccupazioni relative a non rendere i monasteri privati, da un lato, meri strumenti di potere politico e, dall'altro, di istituire un rapporto di reciproco rispetto, ma anche di distinzione tra clero diocesano e monaci. Se questa distinzione non emerge, invece, nella coeva Lex Romana Ostrogotorum di Teodorico, nella legislazione bizantina la presenza del fenomeno monastico è ricca e articolata in specificazioni. E qui, dopo la bellissima relazione di ieri di Vivian Prigent, uno veramente si vergogna a ridurre a 2 frasi una vicenda. In un'opera di sintesi come l'Enciclopedia Costantiniana Treccani, con riferimento alle norme rispetto ai monasteri emanate da Giustiniano, Philippe Blodot ha scritto che una delle priorità dell'imperatore sembra essere quella di inquadrare rigorosamente la vita monastica. Questo riferimento meriterebbe di certo puntualizzazioni e distinguo, ma è per ora sufficiente a indicarci un'intensa attività di regolamentazione del fenomeno da parte dell'impero d'Oriente, aspetto importante anche con riferimento al nostro interesse, visto che i bizantini esercitarono sulla penisola un ruolo non secondario per una larga parte dell'Alto Medioevo. La tematica era attentamente seguita anche dalla Chiesa, che sulle ceneri di Roma operava per la costituzione di un nuovo telaio istituzionale per la società e l'economia del primo Medioevo sul fronte del potere spirituale. In ciò non si dice certo una novità, rimarcando l'opera ordinativa di Gregorio Magno. Il bel libro di Pietrina Pellegrini offre un quadro esaustivo circa la puntuale organizzazione interna alla Chiesa voluta da Gregorio, il quale dedicava grande attenzione al fenomeno monastico, distinguendolo dai chierici secolari più nettamente di quanto poi fattualmente si verificava. Ma se questo è un aspetto importante, in questa sede sembra più interessante rimarcare l'aspetto teorico, dispositivo, per il quale Gregorio, e cito la Pellegrini, si può considerare come uno dei più grandi interpreti e conoscitori della legislazione imperiale sulla disciplina della Chiesa. Con ciò arriviamo a un nodo centrale di questo intervento, con cui si è inteso proporre delle linee generali, da approfondire in seguito, sugli ordinamenti civili e religiosi che i Longobardi trovarono nella penisola, con particolare riguardo al monachesimo. L'intento dichiarato in apertura, lo ricorderete, era cercare di verificare l'affermazione di Grashoff, che, come si ricorderà, appunto, leggeva un certo ritardo nell'interesse dei Longobardi rispetto al fenomeno monastico e più precisamente nella relazione tra monachesimo e potere. Un'affermazione che si può forse meglio determinare alla luce di questo rilevato, alla luce di quanto rilevato, tenendo conto proprio della piena apertura mostrata rispetto al progetto di Colombano per Bobbio, che abbiamo ricordato con la citazione di Azzara. Più che parlare di un ritardo longobardo, si potrebbe forse spostare la prospettiva sulle coordinate giuridiche che i Longobardi trovavano nella penisola, per cui i monasteri potevano contare su una rete di tenuta istituzionale data dalle iniziative romano-pontificie da una parte e da quelle bizantine dall'altra. Nella penisola italiana, già nella seconda metà del secolo VI, la vicenda monastica era piuttosto regolamentata con le norme giustinianee e con quelle di Gregorio Magno. Su un piano religioso la situazione era più che definita e anche su quello dei rapporti tra potere ecclesiastico e potere civile i Longobardi trovavano forse degli importanti punti di riferimento, di ispirazione. Una modalità di relazione che forse influenzò il loro approccio anche dei decenni successivi, meno portata a quella strumentalizzazione a fini politici che sembra leggersi nella modalità franca di rapporto con i monasteri. Osservando il problema dal punto di vista religioso, non è certo secondario il ruolo che svolge il papato nell'inquadramento del fenomeno monastico. Certamente anche il potere civile ha i suoi interessi, ma se pensiamo alla funzione spirituale dei monasteri, non fa alcun stupore
che la religione cristiano-romana, così fortemente istituente fin dai secoli tardo-antichi, avesse un'attenzione forte nell'inquadrare anche i monasteri. Così come sul fronte civile è evidente che l'opera di Giustiniano e dei suoi successori non sia da sottovalutarsi come rete di tenuta di una coscienza giuridica, almeno per la penisola italiana. La conoscenza dello strato di ordinamento pubblico su base legislativa nelle terre conquistate dai Longobardi nei primi decenni è certo limitatissima, ma ci si può allora chiedere perché proprio per i monasteri si vorrebbero trovare tracce di chissà quale attenzione. Spostandoci a una comparazione da adoperare con prudente sguardo regressivo, nella Salerno di secolo IX Vito Loré ha mostrato che i beni di defunti senza eredi venivano dai principi, pare in continuità con quanto in precedenza fatto dai duchi, redistribuiti secondo una pratica che sembra riprendesse il nome dall'uso tardo antico della petitio, con una carta detta breve sigillatum repetitionis. Possiamo pensare che ciò che non era normato dai Longobardi non è perché fosse lasciato in uno stato di anarchia, ma perché rimanevano vigenti norme precedenti? Si potrebbe allora mettere a fuoco un'eccezionalità di Bobbio più per l'innesto di un elemento culturale e giuridico esterno, cioè l'esperienza maturata in ambito franco e per forte impulso irlandese, che per un ritardo da parte dei Longobardi, i quali, per quello che si sa, per quello che vediamo in positivo, sembra accogliessero con pronto favore la proposta di Colombano. Inoltre, un censimento quanto più puntuale possibile del fenomeno monastico nella penisola italiana precedente l'arrivo dei Longobardi e negli anni della prima occupazione, nel Regnum, nei Ducati, ma anche nelle aree sotto l'influenza bizantina e particolarmente in quelle romane, potrebbe portare a meglio coglierne le dinamiche nelle diverse aree peninsulari e a far emergere che la lettura di distruzioni devastanti, ce ne ha appena parlato Amalia Galdi, potrebbe essere più derivante da eccezioni eclatanti che dalla generale tendenza effettuale. Inoltre, tenendo conto della fecondità dell'incontro tra società tardo-romana e monachesimo, si potrebbe leggere le tracce dell'evergetismo che lo favorirono prima di Bobbio, ma anche prima di Benedetto da Norcia e di Gregorio Magno, come un altro segno del successo di questo fenomeno, ma anche della precoce necessità di normarlo, forse riconoscibile nella ricezione nell'ambito del diritto ecclesiastico e imperiale. Come accennato in apertura, la più recente storiografia, anche monastica, soprattutto di matrice anglosassone, tende a indagare più vari fenomeni. In questa effervescenza sembra opportuno non trascurare le letture storico-istituzionali. Una prima parte di questo contributo ha cercato di seguire le più remote tappe del monachesimo nella penisola italiana e quelle del costituirsi del potere longobardo, per poi in una seconda cercare di proporre qualche considerazione rispetto alla sincronizzazione tra due fenomeni, all'incontro tra la fondazione o dotazione di monasteri e il costituirsi del potere pubblico, che conosceva al tempo di Grimoaldo, successivamente alla prima codificazione legislativa da parte di Rotari, un aggiornamento, che non prestava però alcuna attenzione all'organizzazione ecclesiastica in generale né a quella monastica. Come già sopra ricordato e come ci indicano le più recenti imprese collettive, così come le buone sintesi circolanti sul fenomeno monastico, questa è vicenda di tale complessità, articolazione e tenuta nel tempo da poter correre il rischio di essere appiattito in una mediana lettura che finisce per essere assai distante da ogni sua effettuale manifestazione. Il monachesimo di area italiana, all'avvento della prima fase longobarda, era già innervato da molteplicità ed eterogeneità di fattori. L'apporto irlandese di Colombano, a sua volta, molto doveva alla prima iniezione ideologica benedettina, filtrata attraverso le Gallie ormai franche, in cui i sovrani diedero un sostanzioso marcatore genetico, altro da quello romano, e qui il riferimento è soprattutto a Gregorio Magno, e orientale. Pare di poter dire che il monachesimo longobardo divenisse un elemento importante in ambito di potere solo da Liutprando in poi, in uno stretto rapporto con i duchi e i re. La discesa dei Franchi segnò una brusca cesura anche per esso, di cui si possono forse rilevare alcuni tratti specifici nell'esperienza che continuava nei ducati dell'Italia meridionale. Ma per quanto riguarda il primissimo rapporto tra Longobardi e monasteri, forse ci fu semplicemente una ricezione di quanto le norme civili ed ecclesiastiche già prevedevano. Solo successivamente all'accoglienza della proposta di Colombano si avviò un lento cammino di evoluzione anche nel senso di relazione
tra monasteri e potere. Procedendo nel meglio puntualizzare la complessità del problema, il ritardo che Grashoff indicava, se c'è, non è tanto nella vicenda monastica, ma piuttosto nella conformazione dell'altro corno del dilemma, ossia nella costituzione del potere civile nella penisola italiana da parte dei Longobardi, i quali, anche con riferimento al monachesimo, trovavano una situazione già abbondantemente normata dal papato e dall'impero bizantino, che intervenivano come un non secondario elemento nei tempi e nei modi di tale costruzione. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie anche a Mario Marrocchi per questa sua relazione, dove ha scelto un taglio particolare, insomma, nel disegnare la presenza monastica nel regno longobardo, scegliendo quella del rapporto di potere, insomma, tra i centri, i dominatori longobardi e i monaci, se ci sono e quando ci sono, dove ovviamente si sconta poi una carenza di fonti per il VII secolo, e anche, forse mi permetto di aggiungere, c'è anche un problema di un nodo irrisolto per il mondo longobardo, che è quello dell'arianesimo. Ne abbiamo sentito parlare prima, e quindi anche quello contribuisce evidentemente a complicare il quadro nelle relazioni con il monachesimo e con il mondo ecclesiastico in genere, il mondo romano, cattolico, italiano, ma insomma è altro tema in realtà rispetto a questo. Bene. Grazie. Aggiungo che è altro ma non è altro. No, è altro nel senso che ci porterebbe un'altra relazione, esatto. In questo senso. Non l'avrei neanche menzionato. Grazie. Bene, grazie. E allora adesso chiudiamo il nostro trittico sui monasteri chiamando Rosanna Alaggio, collega dell'Università degli Studi del Molise, che riprende appunto il tema monastico parlando di territorio e patrimoni monastici nella Longobardia meridionale, da Grimoaldo ad Arechi. Prego, Rosanna. Grazie. Mi unisco velocemente anch'io a tutti i ringraziamenti che sono stati fatti finora agli organizzatori e alla Fondazione che ci ospita. Io declinerò il mio intervento in una maniera che sicuramente sembrerà evidentemente molto distante, perché parlerò di patrimoni monastici nel senso proprio di beni materiali e del loro rapporto con il territorio. Le dinamiche di trasformazione del territorio e le vicende del popolamento tra tarda antichità e alto medioevo sono state inquadrate nell'ambito di modelli interpretativi che possono contare su programmi e attività di ricerca interdisciplinare ormai pluriennali. I quadri generali che ne risultano hanno evidenziato orientamenti del popolamento postclassico che, pur attestando comportamenti non omogenei, sembrano adattarsi a linee tendenziali che potremmo definire comuni ad uno schema evolutivo riscontrabile su ampia scala. In questo specifico ambito il tema del rapporto tra fenomeno monastico e assetti territoriali ha avuto e continua a svolgere un ruolo centrale. Semplificando, è stata proprio la lettura degli impianti organizzativi dei patrimoni monastici a restituire per i secoli altomedievali, e non solo, indicatori altrimenti non disponibili circa le modalità di occupazione e sfruttamento degli ambienti naturali, rimarcandone la valenza di agente di antropizzazione tra i più influenti nella costruzione della fisionomia territoriale e dei processi di formazione dei paesaggi storici. In questa occasione, tuttavia, non saranno considerati gli aspetti gestionali e le strategie di valorizzazione, quanto piuttosto l'opportunità di cogliere nella fase costitutiva dei patrimoni monastici elementi caratterizzanti dell'impianto organizzativo preesistente a diversi livelli. Da un lato, infatti, ragionare sulle strategie di conduzione richiederebbe un impegno analitico lungo un arco cronologico notevolmente più ampio rispetto ai limiti temporali imposti a questo intervento. Dall'altro, proprio l'analisi delle scelte gestionali viene condotta ancora oggi paradossalmente escludendo quasi sempre ogni riflessione sui contesti preesistenti a quella linea evolutiva che avrebbe poi qualificato tanto le logiche insediative quanto gli impianti produttivi
in una fase più matura e certo descritta da una documentazione molto più significativa, con il risultato di restituire spesso in una prospettiva distorta caratteri e specificità dei comparti regionali. Oltretutto, volendo prendere in considerazione il contesto della Longobardia meridionale nei secoli altomedievali, nonostante la forte discrasia informativa data dai valori ancora piuttosto numericamente limitati che restituiscono le indagini anche archeologiche condotte nelle diverse aree, questa scelta si imporrebbe ancora una volta per la possibilità che offre di valutare, in una fase che si può considerare ancora precoce, dell'assestamento del potere longobardo nel Mezzogiorno, la portata delle grandi trasformazioni avvenute in un'epoca post-classica relativamente alle modalità assunte dall'occupazione dei territori e il grado di influenza che le diverse scelte fondative hanno esercitato, se l'hanno esercitato, in epoca posteriore. Probabilmente ho fatto un errore, avrei dovuto non parlare di territorio ma territorialità, perché territorialità intesa sia come il complesso di relazioni che le società o le comunità intessono con l'ambiente biologico o ecologico, ma anche intesa come proiezioni di poteri su uno spazio geografico ben preciso che sono all'origine dei processi di distrettuazione. Quindi chiedo scusa, ma forse avrei dovuto correggere in questo senso il titolo di questa relazione. Se sulla storia dei monasteri dell'Italia meridionale longobarda sembra sia stato detto ormai tutto quello che c'era da dire riguardo a questo rapporto appunto tra patrimonio e territorio, uno scenario ancora in corso di ricostruzione rimane quello dei secoli VII e VIII, per le ovvie ragioni che sono state già ampiamente messe in evidenza da chi mi ha preceduto. Ed è questo il momento in cui duchi e membri delle aristocrazie longobarde, ma anche esponenti di diversa appartenenza cetuale, mostrano di riconoscere, è stato detto molto bene prima di me, il valore politico insito nella promozione di fondazioni religiose. Se nei prodromi di questo processo le date di fondazione e l'identità dei promotori della stragrande maggioranza dei monasteri attestati per la Longobardia meridionale, alcuni di ambito urbano come San Benedetto di Salerno, piuttosto che la stessa San Giorgio di Salerno, sono destinati a rimanere nell'ombra, il dossier invece, per questo mi sono concentrata non solo per ragioni di tempo, ma per ragioni ovviamente di completezza del ragionamento, mi sono concentrata sulla documentazione relativa al dossier costituito dalle donazioni principesche dell'VIII secolo a questa importante realtà monastica. Si tratta di una documentazione compatta dal punto di vista sia descrittivo che contenutistico e che a mio parere costituisce una circostanza veramente unica per il Mezzogiorno longobardo, oltretutto rappresentativa, è stato ribadito più volte, di un comparto interregionale distribuito su un areale molto vasto. La documentazione dell'VIII secolo, restituita da Santa Sofia, è in grado dunque di riflettere da un lato le modalità di gestione delle terre fiscali, che per una porzione rilevante costituiscono i beni totali dell'ente religioso, dall'altro attesta anche una distinzione tipologico-funzionale dei diversi beni che ne costituiscono il complesso patrimoniale. Oltre alla struttura, anche la distribuzione, se possiamo andare all'altra diapositiva. Ah sì, perfetto. Ah sì, la prima. Chiedo scusa perché io lo vedevo qui. Chiedo scusa. Le altre dipendenze, ripeto, la particolarità del patrimonio di Santa Sofia è che oltre ad avere questa distribuzione su questo vasto areale interregionale, non è paragonabile invece ad altre dotazioni primarie di monasteri come Monte Cassino e San Vincenzo al Volturno, che possedevano già nell'VIII secolo un blocco compatto di terre limitrofe, più o meno limitrofe, che hanno poi dato vita a delle signorie territoriali. Santa Sofia invece nasce come monastero urbano
e come tale non avrebbe mai potuto diventare il fulcro di una signoria rurale. Il suo destino è strettamente legato fin dalle origini al potere principesco e il suo nucleo patrimoniale è in prevalenza costituito, come già detto, da terre fiscali. E per chi è interessato a riconoscere proprio gli assetti territoriali del potere principesco, peraltro proprio agli inizi della massima espansione territoriale del Principato longobardo, del Mezzogiorno, questo costituisce certo l'aspetto che interessa di più a chi studia appunto la territorialità e quello che Jean-Marie Martin ha già definito la mobilité foncière. Passiamo alla descrizione veloce della tipologia e del regime dei beni. Il consolidamento e la conservazione della consistenza del fisco palatino giustificherebbe, secondo una lettura ormai ampiamente condivisa, la prevalente presenza tra le dotazioni di Santa Sofia di beni che appartengono alla gestione diretta del potere centrale. Il ruolo dei principi nella dotazione è pressoché esclusiva, quello di Ariè che è noto a tutti nonostante insomma, la falsificazione del preceptum, e sono pochi casi in cui il principe interviene a conferma di donazioni fatte da altri laici. Quindi si tratta di beni nei quali prevale la tipologia dell'ecclesia, evidentemente fondazioni private dello stesso principe o di gruppi consortili vicini alla dinastia beneventana. La totalità delle ecclesie donate, la seconda diapositiva per piacere, è collocata, questa tipologia appunto di ecclesie, è collocata nelle riserve denominate gaio o per alcuni sinonimo del più tardo galdo. Ne è attestata la presenza in diverse aree, ovviamente nel Beneventano, nel Basso Molise, ma anche in Terra di Lavoro, in Capitanata, in Basilicata, non faccio l'elenco qui. Decisamente più cospicue si trovano le tipologie, le donazioni di case, 30 unità, casali e condome, per circa 80 unità. Possedute dal fisco principesco tra la Campania nord-occidentale e il Beneventano fino ad arrivare a toccare il Salernitano, nell'entroterra molisano, a Civita Campomarano, fino poi all'Ofanto a Canosa. Un intero complesso fondiario poi, di cui però non viene specificata la consistenza, è quello donato e collocato in partibus lucani da un certo il Prandus, era stato comprato da questo certo il Prandus dal principe e comprendeva anche ancille, case appunto, vigne, territori non meglio definiti, campi coltivati eccetera eccetera. Una tipologia specifica tra le donazioni principesche è costituita dagli impianti produttivi nelle zone lagunari di Lesina, Siponto e Salpi che fornivano ai monaci pesce e sale. Già nella prima metà dell'VIII secolo anche dipendenze di Monte Cassino si collocavano nei pressi del lago di Lesina, ma insomma in seguito Santa Sofia avrebbe avuto qui un ruolo più preponderante. La denominazione di queste diverse tipologie di controllo dominicale su uomini e risorse naturali, curtis, condoma, casa, casale, non mi soffermo sulla definizione di curtis perché credo sia nota a tutti, riflette evidentemente, ovvio e banale, modalità di gestione differenti, oltre ovviamente a caratteristiche di composizione e collocazione geografica. Solo qualche breve considerazione sulla consistenza del gaio. La presenza al suo interno sempre di chiese è sempre in maniera costante in qualsiasi punto di questo areale ricostruito ha fatto pensare a un progetto di valorizzazione di terre incolte da parte del potere centrale. Tuttavia la collocazione in prevalenti zone montuose e boschive farebbe piuttosto ipotizzare alla presenza al progetto di una valorizzazione di quella che potremmo definire oggi una economia di montagna,
Non a caso non sono mai documentate in queste documentazioni, non è mai documentata presenza di manodopera servile, oppure a attività che hanno a che fare con l'allevamento allo stato brado. Per esempio potrebbe confermare questa ipotesi le 5 case dei Caballaris nel Gaio Larino, ma anche le 9 case di Mandriani nel Gaio Fecline presso Ascoli Satriano. Si tratterebbe quindi di enormi riserve demaniali sfruttate, per demanio intendo sempre ovviamente il fisco principesco, sfruttate con razionalità e in aderenza alle caratteristiche degli habitat naturali, piuttosto che terre destinate ad essere dissodate in maniera sistematica attraverso lo strumento della chiesa privata, che in altri contesti troviamo a fungere da baricentro di un nucleo abitativo finalizzato al popolamento e al dissodamento a fini agricoli, ma in una cronologia molto più tarda. La presenza di manodopera servile sembra più spesso dislocarsi in areali i cui caratteri geomorfologici appaiono decisamente più vocati alla valorizzazione agraria, come le 3 condome, la Curtis nel territorio di Lucera o la condoma di Canne della Battaglia, o ancora le case di servi che vengono date a Canosa o nel territorio di Trani. Le aree costiere da sfruttare con la pesca o con l'estrazione del sale, ma anche con la coltivazione dei campi, sono caratterizzate invece dalla presenza di case e condome, più raramente di casali. Un termine appare invece impiegato per designare le unità fondiarie coerenti e forse di una certa dimensione, che è quella appunto con presenza massiccia di manodopera, che è quella della condoma, che si collocano in zone pianeggianti e irrigue, come alla confluenza tra il Celone, il fiume Celone e il Candelaro. Stiamo parlando della Capitanata Alta. A piccoli insediamenti rurali sembra invece rimandare il termine casale. Ne sono attestati soltanto 3, di cui uno nei territori di Benevento e l'altro nel territorio di Sant'Agata dei Goti. Nel 797 il facoltoso Castaldo Guacco, figlio di Tatone, avrebbe donato alla chiesa di San Benedetto a Benevento ben 7 casali, insieme ai servi e alle ancelle e insieme a numerosi altri beni. Alla sua morte e a quella di sua moglie poi tutti questi beni sarebbero stati acquisiti al patrimonio del monastero. Curtes e Casalia quindi rimandano in maniera abbastanza evidente a strutture destinate all'organizzazione agraria. Purtroppo l'indeterminatezza con cui vengono menzionate nella documentazione superstite rende impossibile chiarirne nel dettaglio la consistenza. Mi avvio alle conclusioni. Ovviamente ho saltato, e chiedo scusa, alcuni passaggi che avrebbero argomentato con maggiore persuasività il modello interpretativo che mi sono permessa di formulare, che è questo, che in sostanza conferma lo stesso modello interpretativo che in maniera pionieristica Jean-Marie Morton aveva già formulato nella sua importante monografia sulla Puglia, e cioè che il fisco principesco è vero che controllava un'ampia porzione di territori, ma questo non inibiva l'esistenza o limitava il margine d'azione di piccole e medie proprietà. Oltretutto noi abbiamo attraverso questa documentazione testimonianza di sistemi produttivi organizzati e specializzati nello sfruttamento delle risorse naturali, appartenuta ad altri soggetti laici ed ecclesiastici. L'assetto, c'è la sopravvivenza dell'assetto dei grandi centri che appaiono affiancarsi, però a cui appaiono affiancarsi anche questi nuclei rurali sparsi, certamente poco consistenti, spesso raccolti intorno all'ecclesia, strumento che sembra rimanere predominante nella valorizzazione delle rendite fondiarie, esclusiva prerogativa del ceto aristocratico. Rimane aperta quindi una questione su quanto questo tipo di organizzazione abbia poi costituito un condizionamento forte negli assetti successivi, che sono appunto quelli sia della matura età longobarda e poi quello che forse mi interessa più da vicino nella futura costruzione del reticolo feudale dell'età normanna. Vi ringrazio.
Grazie Rosanna anche per aver accelerato alla fine, ma ormai siamo abbastanza avanti con i tempi, e grazie anche per questo tentativo di andare a un lavoro prima di analisi, poi di sintesi in relazione alle proprietà e alla presenza sul territorio del monastero di Santa Sofia, che costituisce poi, almeno dal punto di vista documentario, un caso fortunato fra i tanti, anche grazie al Chronicon, però lì è interessante interrogarsi sul lavoro di costruzione che viene fatto nel Chronicon della memoria anche di Santa Sofia, quindi selezione, invenzione, accennavi alla questione dei falsi, e che certo. ovviamente complica il lavoro poi di interpretazione, perché ogni tanto ci sono anche degli inserti, Sì, cioè sì. è qualche cosa che non torna, e quindi questo poi complica ulteriormente andare a guardare su carte, sul territorio, quello che succede. Bene, grazie. Ancora, e adesso ho il piacere di chiamare il collega Carlo Ebanista dell'Università degli Studi del Molise. Restiamo in ambito montano, Molise, e Carlo Ebanista che ci parlerà adesso di un tema che resta nell'ambito del sacro, quello della circolazione delle reliquie tra santuari e pellegrinaggi, suppongo da un'angolazione particolare. Grazie, innanzitutto desidero ringraziare il Centro Studi Longobardi, in modo particolare Gabriele Archetti e il professor, la Fondazione dei Claricini che ci ospita in questa occasione, e vengo subito al tema del mio intervento, che è davvero ampio e necessiterebbe di una trattazione che esula dai limiti imposti dal tempo a disposizione. Per queste ragioni ho ritenuto opportuno restringere l'ambito geografico ai territori della Longobardia meridionale e l'arco cronologico agli anni centrali del VII secolo, allorché il mutato clima religioso portò gradualmente all'abbandono dell'arianesimo. Mi soffermerò sui casi documentati da testimonianze scritte, evidenze artistiche o archeologiche ascrivibili al VII secolo, ma al fine di comprendere appieno i vari aspetti legati alla frequentazione dei santuari, alla diffusione dei pellegrinaggi e alla circolazione delle reliquie, accennerò, quando necessario, alle situazioni pregresse, nonché agli sviluppi determinati dall'attività evergetica dei successori di Grimoaldo. La ricerca si avvale ovviamente dei risultati delle più recenti indagini archeologiche e delle acquisizioni maturate a partire dallo scorcio del secolo scorso. In questi ultimi decenni le ricerche sui pellegrinaggi e sui santuari del Mezzogiorno hanno fatto registrare significativi progressi, evidenziando il forte legame con la continuità d'uso delle vie consolari o di altri tracciati minori, quali la direttrice che collegava Napoli con Abellinum o quella che da quest'ultima portava a Benevento, senza trascurare l'apporto dei più infrequenti e costosi viaggi per mare. La critica si è ripetutamente soffermata sull'accezione stessa del termine santuario, che, come è noto, indica ogni luogo caratterizzato dalla presenza di un elemento sacro per il quale si è sviluppata una frequentazione a scopo devozionale. Inoltre, in rapporto alle forme della presenza del sacro e delle sue manifestazioni, sono state riconosciute differenti tipologie di santuari, ad corpus, reliquari, ierofanici e terapeutici. Nella tipologia ad corpus vanno scritti santuari sorti nella tarda antichità presso le tombe di martiri o vescovi e frequentati anche nell'alto medioevo, sebbene non sempre abbiamo prove circostanziate della continuità d'uso. L'anonimo autore della omilia in laudem Sancti Renati et Valeri ci informa che Rodoaldo, fratello di Grimoaldo, che resse il ducato di Benevento dal 641-42 al 47, nel corso di un assedio a Sorrento si recò alle tombe dei due santi, offrendo oro e argento in cambio dell'intercessione per entrare in predictam sorrentinam urbem. L'omilia, sebbene sia molto posteriore ai fatti narrati, essendo stata composta a quanto pare tra la fine dell'VIII secolo e gli inizi del IX, rappresenta la più antica attestazione della frequentazione del santuario extraurbano di Sorrento, oggi ricadente nell'area del cimitero comunale, a una distanza di circa 800 metri dal versante orientale delle antiche mura urbiche.
L'agiografo ricorda che i santi Renato e Valerio non solo non accolsero la richiesta di Rodoaldo, ma scaraventarono fuori dalla loro chiesa i doni ricevuti dal duca. Pur mancando prove certe al culto martiriale, viene generalmente ricondotta l'origine della chiesa semirupestre dell'Annunziata a Prata di Principato Ultra. L'abside ellittica traforata si apre infatti su un retrostante deambulatorio scavato nel tufo, nel quale sono presenti alcuni arcosoli pertinenti al primitivo utilizzo funerario della cavità, coevo a quello dell'adiacente ipogeo di età imperiale, che ospita anche sarcofagi in pietra e in terracotta. Al centro dell'emiciclo, la cui costruzione viene assegnata al periodo compreso tra la fine del VII secolo e gli inizi del successivo, si apre un'absidiola caratterizzata dalla presenza di 4 strati sovrapposti di affreschi, sulla cui interpretazione e datazione la critica è in disaccordo, ma che comunque attestano senza dubbio la continuità del culto fra tarda antichità e alto medioevo. Tra i santuari eretti intorno alle tombe di vescovi, cito a titolo di esempio alcuni casi campani e pugliesi. Solo di rado, tuttavia, per l'età longobarda abbiamo le prove della frequentazione degli edifici che ospitavano i sepolcri venerati, dal momento che le informazioni provengono per lo più da fonti agiografiche redatte talvolta alcuni secoli dopo nell'intento di dare prestigio alle chiese locali, mentre le evidenze archeologiche non sempre aiutano a districarsi tra il ginepraio delle testimonianze scritte. In Campania fa eccezione il caso della tomba di Paolino di Nola, il quale nel 431 fu deposto ad Beatissimum Felicem, come riferisce il presbitero Uranio. A lungo oggetto di un intenso culto e poi completamente dimenticata, la sepoltura di Paolino va identificata con quella ubicata sul lato sud della tomba di San Felice. La fama del complesso martiriale, alimentata dai pellegrinaggi che si svolgevano sin dalla tarda antichità, come attestano gli scritti di Paolino e i graffiti dei fedeli, rimase viva per tutta l'Alto Medioevo, allorché si sviluppò il circostante abitato di Cimiterium, nucleo originale dell'attuale cimitile. Sebbene il fulcro della devozione fosse costituito dall'altare innalzato sulle 2 tombe venerate, anche gli altri corpi santi conservati nella basilica suscitarono l'attenzione dei principi longobardi di Benevento, che contesero a lungo il territorio nolano ai bizantini. Per le sepolture di altri presoli campani di tardoantica venerati nei territori longobardi non disponiamo di testimonianze archeologiche. È il caso ad esempio del vescovo di Capua Simmaco, documentato dal 424 al 39, che secondo una consolidata tradizione sarebbe stato deposto negli ambienti ipogei sottostanti la cattedrale di Santa Maria Maggiore, nell'odierna Santa Maria Capovetere. Mancano informazioni anche sulla sepoltura di Prisco, vescovo di Nucere Alfaterna, il cui culto è menzionato da Paolino di Nola e su San Barbato, vescovo di Benevento, nella seconda metà del VII secolo, considerato che nella Vita Barbati, redatta fra IX e X, non si accenna al luogo che ne aveva accolto le spoglie, sebbene sia molto probabile che si tratti della cattedrale. Sul versante pugliese del Ducato Longobardo di Benevento siamo ben informati in merito alla sepoltura di Sabino, vescovo di Canosa. Il presule, la cui attività è attestata tra il 531 e il 42-52, fondò nel suburbio della città la chiesa di San Pietro, nella quale predispose la propria sepoltura, divenuta dopo la sua morte oggetto di pellegrinaggio, oltre che elemento di attrazione per numerose altre installazioni funerarie. Stando ai dati emersi dagli scavi, la tomba doveva trovarsi all'interno di un mausoleo absidato rimasto in uso come l'intero complesso fino al VII-VIII secolo, sia pure in forme sempre più degradate, prima della trasformazione in residenza, in concomitanza con la traslazione del corpo di San Sabino. Agli inizi del IX secolo, infatti, il vescovo Pietro ne trasferì le spoglie nella cripta della nuova cattedrale e nell'occasione, a quanto pare, commissionò l'Historia Vitae Inventionis Translationis Sancti Sabini Episcopi. L'autore dell'operetta geografica, evidentemente con l'obiettivo di enfatizzare l'iniziativa longobarda, sostiene che si sarebbero a lungo perse le tracce della sepoltura di Sabino, prima della miracolosa inventio del sepulcrum incognitum ad opera di Gregorio, un pellegrino ispanico nel VII secolo.
L'agiografo esalta il ruolo di Teoderata, moglie del duca Romualdo I, alla quale attribuisce la costruzione di un'ecclesia sulla tomba di Sabino, divenuta presto luogo di pellegrinaggio, ma allo stesso tempo vuole sottolineare la potenza taumaturgica e l'unicità del santo rispetto all'omonimo presule venerato a Spoleto, nel quadro di una netta distinzione politica tra i due ducati. È evidente che i Longobardi beneventani miravano ad impadronirsi della memoria di un personaggio di spicco come Sabino per presentarsi come veri eredi della sua opera, analogamente a quanto, come si dirà e dopo di me dirà meglio Immacolata Olisia, stavano facendo al santuario garganico con il culto dell'Arcangelo. Il nucleo più consistente dei santuari è rappresentato senza dubbio dai santuari reliquari, una categoria che può essere ulteriormente suddivisa sulla base della natura dei resti sacri, cioè reliquie corporee e contactu o mariane. L'incremento dei santuari reliquari nell'Alto Medioevo fu determinato dalla traslazione dei corpi dei martiri dal suburbio alle chiese urbane, dai furta sacra e dal commercio clandestino delle reliquie. Il ruolo svolto dalle traslazioni emerge chiaramente, tanto per citare un celebre esempio, dalle testimonianze relative a Capua, dove nella basilica ubicata all'estremo limite settentrionale della città, i cui resti sono inglobati nella chiesa di Santa Maria delle Grazie e Santa Maria Capua Vetere, furono deposte le reliquie di Sant'Agata, la martire catanese. Sebbene il Chronicon Salernitanum, redatto nella seconda metà del X secolo, colleghi la dedicazione dell'edificio all'arrivo delle reliquie della martire, portate in città dal vescovo Germano, attestato nella prima metà del VI secolo, al suo rientro da un viaggio a Costantinopoli, non va escluso che l'evento si sia verificato posteriormente a Germano e al suo successore Vittore, quindi dopo la conquista della città da parte dei Longobardi, sulla scia dell'iniziativa di Gregorio Magno, che recuperò al culto cattolico la chiesa ariana della Suburra a Roma, dedicandola proprio a Sant'Agata. Il santuario micaelico di Monte Sant'Angelo è senza dubbio il più celebre fra i santuari ierofanici, legati come è noto ad eventi epifanici del sacro. Nella prima metà del VI secolo, all'epoca di Lorenzo e Sabino, vescovi rispettivamente di Siponto e Canosa, venne progressivamente affermandosi in Puglia il culto micaelico, che secondo la tradizione sul finire del secolo precedente si era insediato in una grotta dove la venerazione per l'arcangelo diede vita ad un episodio di esaugurazione da precedenti riti pagani. L'evento, come ci dirà Immacolata Olisia, è narrato nel Liber de Apparizione Sancti Michaelis in Monte Gargano, una singolare operetta agiografica di matrice longobarda composta nell'VIII secolo. La grotta santuario è stata interessata da un considerevole flusso di pellegrini sin dall'Alto Medioevo, come attesta la documentazione agiografica, epigrafica e archeologica. Sebbene gli scavi condotti intorno alla metà del secolo scorso abbiano compromesso le stratigrafie, l'evoluzione monumentale del luogo di culto è stata ricostruita per grandi linee. La prima fase viene generalmente attribuita alla committenza dei luchi longobardi di Benevento, i quali, in seguito alla vittoria sui bizantini intorno alla metà del VII secolo, fecero proprio un culto di tradizione orientale, trasformando l'arcangelo in un santo nazionale, come è stato più volte ripetuto in questi giorni. Paolo Diacono ha tramandato il ricordo di questa azione bellica compiuta da Grimoaldo, da poco divenuto duca di Benevento, contro non meglio indicati greci che avevano tentato di raggiungere il santuario garganico per saccheggiarlo. La committenza ducale è comprovata dall'iscrizione di apparato inciso su alcune strutture murarie, in particolare sul pulvino di un pilastro ubicato all'inizio della scala, in un punto di passaggio obbligato, fu incisa un'epigrafe che attribuisce a Romualdo I, coadiuvato da 4 dignitari della sua corte, un atto di vergesia che è stato riconosciuto nella sistemazione dello spazio antistante la grotta, dove fu creata tra l'altro un'ampia galleria su arcate, corrispondente forse alla longa porticus menzionata nel Liber di Apparizione, insieme ai gradus, ossia la scala, e a una basilica grandis, cioè la chiesa rupestre. Sulla faccia nord del medesimo pilastro vi è un'altra iscrizione, sulla cui interpretazione non vi è accordo tra la critica, che viene collegato forse ad un intervento patrocinato proprio da Grimoaldo e Romualdo I.
Vicino a questo testo ne compare anche un'altra iscrizione che ricorda la visita di Romualdo II e della moglie Gumperga. Le testimonianze epigrafiche relative alla frequentazione del santuario sono poi anche, come è noto, documentate dai graffiti, anche in caratteri runici, ma con espressioni e nomi anche di origine germanica, latina e così via. E non mi soffermo su questo. La presenza di personaggi provenienti dalle regioni d'Oltralpe si inquadra nel fenomeno del pellegrinaggio internazionale che prevedeva tra le altre mete Roma e la Terra Santa, e quindi adesso ad essi si aggiunse il santuario garganico. Le proprietà benefiche e salutifere attribuite ad elementi naturali, quali in particolare le acque sorgive o di stillicidio, sono all'origine dei santuari terapeutici. In molti casi essi si svilupparono all'interno o presso luoghi di culto pagani, dove talora si svolgeva la sanazio o l'incubatio, riconvertiti al cristianesimo con interventi di esaugurazione, resi necessari dall'impossibilità di estinguere le pratiche idolatre, nonostante i divieti ripetutamente espressi dai vescovi e dai concili tra la tarda antichità e l'alto medioevo. Un caso particolarmente interessante sembra interessato al battistero di San Giovanni in Fonte, eretto tra V e VI secolo a Marcellianum, nel suburbio di Consilinum, presso Padula, nell'area di un luogo di culto legato alle acque, come si legge in un'epistola scritta nel 527 da Cassiodoro ad Alarico. Il Magister Officiorum, oltre a ricordare che la vasca si riempiva miracolosamente al risuono delle preghiere battesimali, fa riferimento all'affollata fiera che si teneva nell'area circostante in occasione del Dies Natalis di San Cipriano. A differenza dei santuari tardoantichi, sorti per lo più su iniziativa vescovile, nel corso dell'Alto Medioevo un ruolo importante venne svolto dai sovrani longobardi. Emblematico appare in tal senso il caso del complesso del Gargano, dove abbiamo testimonianza dell'impegno diretto dei duchi a partire dal VII secolo, analogamente a quanto sarebbe accaduto nei 2 secoli successivi per la chiesa di Santa Sofia a Benevento, dove Arechi II traslò tra l'altro le reliquie di San Mercurio di Cesarea, e per il santuario micaelico di Olevano sul Tusciano. Sebbene le ragioni di questo fervore vadano individuate in primo luogo nella ricerca di prestigio personale, le intraprese lasciano talora intuire una rivendicazione di tipo dinastico, determinato dalla conquista franca del regno e dalla minaccia rivolta al ducato. Un orgoglio nazionalistico in chiave antispoletina traspare, come abbiamo già visto, dall'operetta geografica degli inizi del IX secolo, che assegna a Teoderata, moglie di Romualdo I, la costruzione di un'ecclesia sulla tomba di Sabino. Gli scavi, come già detto, hanno invece appurato che l'intervento edilizio, qualora effettivamente sia avvenuto, dovette consistere in un'operazione di abbellimento e monumentalizzazione della zona absidale del mausoleo già esistente. Ciò non toglie ovviamente che i vescovi continuarono ad occuparsi del potenziamento dei santuari grazie al trasferimento di reliquie, alla sistemazione dei sepolcri venerati e ai nuovi programmi edilizio-decorativi. L'evergetismo dei vescovi delle aree longobarde trova una certa rispondenza nelle intraprese dei presuli dei contermini territori bizantini, ai quali li accomuna tra l'altro la commissione di testi agiografici destinati a favorire la diffusione del culto dei vescovi locali e dei martiri, le cui reliquie in alcuni casi contribuirono a recuperare nella convinzione che i santi antichi godessero di un maggiore prestigio. A proposito del culto martiriale, in altra sede ho evidenziato le affinità tra il santuario di Cimitile, ricadente a lungo in territorio longobardo, e il complesso ianuariano di Capodimonte a Napoli, presso il quale il vescovo Atanasio I, siamo nella prima metà del IX secolo, fondò un monastero dedicato ai santi Gennaro e Agrippino. In entrambi i casi, nonostante il trafugamento presunto o reale di Pignola Sanctorum da parte dei beneventani, i presoli continuarono a farsi seppellire presso i loro predecessori vicino alle tombe dei martiri eponimi, delle quali curarono la sistemazione e la manutenzione. Analogie tra le aree bizantine e quelle longobarde si riscontrano anche per i santuari rupestri legati al culto micaelico, la cui propagazione inarrestabile è legata al ruolo giocato dai Longobardi, che a partire da Grimoaldo, duca di Benevento e poi sovrano a Pavia, ne favorirono l'insediamento dapprima nei territori del Mezzogiorno e quindi in Italia settentrionale e in Europa.
Considerato che il raggio di influenza di ciascun santuario varia significativamente, non è sempre agevole valutare la presenza e la provenienza dei pellegrini. Le eccezioni, pur rilevanti, sono davvero poche. È il caso ad esempio della Grotta del Gargano e del complesso basilicale di Cimitile. Quest'ultimo, in virtù della straordinaria convergenza tra le fonti scritte e le testimonianze archeologiche, presenta tutti e tre gli esiti possibili dello sviluppo di un santuario: spazi funerari per la sepoltura di vescovi, funzione battesimale e fondazioni monastiche, tanto che qualsiasi definizione tipologica non può che essere riduttiva. Intorno al santuario, inoltre, sin dalla tarda antichità si sviluppò un villaggio che fu danneggiato da un'alluvione agli inizi del VI secolo, come indica la straordinaria convergenza tra le fonti scritte e le testimonianze archeologiche. Stando ai reperti degli scavi, in Vico Nutrice, manca mezza paginetta, dove sto? Nel VII secolo, sullo strato alluvionale sovrapposto al deposito piroclastico che aveva obliterato i resti di una adiacente villa tardoantica, furono individuate le strutture dell'abitato altomedievale. Neanche la traslazione delle reliquie, una delle principali cause che vengono solitamente addotte per giustificare la decadenza dei santuari, arrestò lo sviluppo del centro di pellegrinaggio cimitilese nei secoli terminali dell'Alto Medioevo, diversamente invece da quanto si verificò ad esempio nel complesso di San Pietro a Canosa, che ospitava la tomba di Sabino. Il periodo compreso, in quel caso, tra la morte del presule e l'VIII-IX secolo, vide un progressivo ridimensionamento dello spazio urbano, tanto che l'area di San Pietro, venutasi a trovare in aperta campagna, non fu però del tutto abbandonata, ma fu trasformata in un piccolo abitato rurale. Considerato peraltro che la presenza di un sepolcro venerato non può bastare da sola a garantire la durata dei pellegrinaggi, la sopravvivenza dei santuari è legata anche alla vicinanza agli assi stradali, che favorendo l'afflusso dei pellegrini rafforzarono la piena accessibilità alla sfera del sacro. Ad accrescere la fama del santuario di San Felice a Cimitile contribuì certamente la vicinanza alla via Reggio Capuam e alla strada Neapoli-Sabellinum. L'ubicazione lungo questo tracciato, che conduceva al complesso micaelico del Gargano, ne mantenne viva la fama, favorendo i pellegrinaggi per tutto il Medioevo e anche oltre, sebbene con un flusso decrescente. La presenza di una chiesa con un sepolcreto di fine VII secolo a circa 5 km ad est del santuario, in contrada Schiava di Tufino, non lontano dalla Neapoli Sabellinum, sembra costituire un ulteriore elemento di vitalità del percorso stradale che favorì i pellegrinaggi e la propagazione dei culti. Qualora, come è probabile, l'edificio di culto fosse dedicato a San Bartolomeo, analogamente alla più tarda chiesa di Tufino, avremmo un riflesso della diffusione di reliquie dell'Apostolo da Benevento nel Nolano, secondo un percorso che trova un altro interessante caso, sempre in ambito locale, a Cicciano, dove si venera tuttora San Barbato. Purtroppo la mancanza di dati sulla fondazione della chiesa di Schiava da parte di privati o del vescovo di Nola non permette di ricostruire le funzioni che svolgeva e di verificare il controllo che vi esercitava il potere ecclesiastico, anche se l'utilizzo funerario suggerisce un uso pubblico, mentre l'assenza di elementi di arredo architettonico rivela un modesto livello di committenza, a differenza invece di quanto si sarebbe verificato tra IX e X secolo in vari centri della diocesi nolana, tra cui Santa Maria di Pernosano, ma più in generale nei territori dei principati longobardi, ma anche nei ducati bizantini della Campania, in un clima politico, culturale e artistico però completamente rinnovato. Grazie. Grazie Carlo, scusami per aver fatto un po' di pressione sulla tempistica, ma sai che sono io la prima vittima di questa Spero di non aver sparato situazione. No, assolutamente. E grazie per la lezione molto interessante dove, come appunto mi aspettavo, sono stati messi insieme le informazioni che abbiamo documentarie con quelle documentarie scritte, con quelle della documentazione materiale, che in alcuni casi poi spingono a rivedere anche quello che le informazioni scritte a volte sembrano veicolare, una tra le tante delle informazioni utili che poi vengono dall'ambito archeologico e che arricchiscono notevolmente poi il quadro delle conoscenze. Va bene, io mi fermo qui e grazie ancora, anche perché è stato preparato quasi ad arte l'attesa per l'ultimo intervento, che è quello di Immacolata Aulisa, che torna sul santuario micaelico, che appunto è stato già oggetto
di interventi, ieri ne ha parlato ampiamente Roberto Greci, stamattina è stato più volte evocato, appena adesso ancora Carlo Ebanista ce ne ha riparlato, e siamo curiosi adesso di sentire una sintesi in 15-20 minuti di un tema enorme che viene da Immacolata Ulisa, che è una delle grandi esperte del tema, la direzione scientifica adesso del Centro Studi Micaelici e Garganici, dove raccoglie anche l'eredità di Giorgio Otranto e del suo lavoro enorme fatto proprio sul culto micaelico. Quindi lascio a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti. E naturalmente anche io voglio esprimere un sentimento di gratitudine per l'invito che mi è stato rivolto ad essere qui questa mattina a partecipare a questo convegno, al professor Archetti, al professor Tilatti, e porto il saluto del direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell'Università di Bari, il professor Paolo Ponzio, proprio perché il nostro Dipartimento ha a Monte Sant'Angelo una sede staccata fondata appunto dal professore Giorgio Otranto, che ha avuto modo di collaborare nella sua lunga attività di ricerca con tanti relatori e amici qui presenti. E tra l'altro Monte Sant'Angelo, come si diceva in questi giorni, è accomunata e condivide con Cividale del Friuli il riconoscimento di patrimonio mondiale dell'umanità nell'ambito del sito seriale I Longobardi in Italia, i luoghi del potere. Quanti mi hanno preceduto hanno messo in rilievo come da tempo sia al centro di un dibattito assai vivace la complessa documentazione archeologica, epigrafica, iconografica, letteraria, liturgica, devozionale, demo-etno-antropologica legata alla grotta. Volevo mostrarla. Alla grotta di San Michele sul Gargano. Il complesso santuariale, infatti, con le ricche testimonianze che lo caratterizzano, si configura come un osservatorio privilegiato di numerosi aspetti della società altomedievale: il pellegrinaggio, appunto la devozione popolare, il rapporto tra religione e politica. Carlo Ebanista, che mi ha preceduto, ha messo ben in rilievo come ricerche individuali e collettive abbiano gettato luce sui principali aspetti dei santuari, riconsiderando nell'arco di un lungo ventennio di ricerche identità, funzioni religiose, culturali, oltre che cultuali e sociali, ed hanno evidenziato come al di là della varietà di forme e dimensioni ogni santuario si configuri come luogo della devozione di cui sono manifestazione precipue il pellegrinaggio ed i riti ad esso connessi. E nell'ambito di queste attività di ricerca è stato messo in luce anche come si possa parlare della lunga vita di un santo dopo la morte, cioè come il culto di uno stesso santo possa assumere caratteristiche differenti a seconda del contesto territoriale, dell'area geografica in cui si insedia, e soprattutto a seconda poi di quel rapporto molto stretto che in non pochi casi ha instaurato con le diverse dinastie regnanti. Il culto del Gargano si presta particolarmente a questo tipo di ricerca perché il santuario vanta una ininterrotta cultualità dal V secolo fino ai giorni nostri, e dove si sono alternati bizantini, longobardi, normanni, svevi, angioini, aragonesi, le cui tracce, ma soprattutto le cui forme di possesso e di propaganda religiosa e politica sono ancora testimoniate da una molteplicità di fonti di carattere diverso, appunto le strutture architettoniche monumentali che ogni dinastia ha voluto lasciare, così come la tradizione letteraria. È ormai condiviso dalla critica che l'arrivo del culto michaelico dall'Oriente in Occidente si possa collocare nel V secolo. Se ancora si discute su quale sia da ritenersi il primo insediamento in ordine di tempo, la grotta del Monte Gargano o una chiesa al settimo miglio della Via Salaria, ricordata nel martirologio geronimiano al 29 settembre,
Sicuramente si può affermare che il santuario garganico ha fortemente condizionato l'evolversi e il successivo diffondersi del culto michaelico in Occidente. La prima fase di diffusione del culto michaelico sul Gargano è stata variamente ricostruita dagli storici sulla base dell'anonima operetta geografica che ne riporta la leggenda di fondazione a cui più volte si è fatto riferimento in questi giorni. Pur nella sua brevità, lo scritto è stato al centro di numerose indagini che ne hanno evidenziato l'importanza e le molteplici implicazioni sul piano storico e devozionale, e questo è confermato anche dalle diverse chiavi di lettura e ipotesi di datazione che vanno dal VI secolo, proposta da Petrucci, Quacquarelli, ma ancora più recentemente da Arnold, VII secolo, Gottain o Everett, VIII secolo, Giorgio Otranto, Eugenio Susi, al IX secolo ancora voci autorevoli quali Weitz e Cardini. Al centro di discussioni accese è stata anche la questione se si debba intendere il racconto come il frutto di un'unica stesura o, diversamente, il risultato di diversi stadi redazionali. Tuttavia, nuova luce sui numerosi aspetti dell'operetta è stata fatta dalla recente edizione critica curata da Alessandro Lagioia dell'Università di Bari nel 2017, il quale ha ampliato notevolmente il numero di manoscritti che riportano l'operetta. Se pensiamo che l'edizione precedente era della fine del 1800, curata da Weiss, ci è voluto più di un secolo perché si potesse avere questa edizione critica, che ha portato alla luce più di 200 manoscritti diffusi nei principali centri scrittori europei, a conferma che questo racconto dal Gargano presto si diffuse non soltanto in Puglia o nell'Italia meridionale o nella penisola italica, ma in tutto il nord Europa. L'operetta ormai è nota come Liber de Apparizione Sancti Michaelis in Monte Gargano, più genericamente Apparizio, ma come ha evidenziato Lagioia, tale titolo non è attestato nella tradizione manoscritta. E quindi noi per convenzione continuiamo ad indicare questa operetta con questo titolo. Lo scritto fornisce la localizzazione del santuario e una descrizione essenziale nei suoi elementi peculiari, cioè si tratta di una grotta naturale posta sulla cima dell'alto monte e fatta di roccia. L'importanza della roccia garganica assumerà valore quasi di reliquia, di pignor ex contactu, per cui poi si ritroverà alla base di successive fondazioni micaeliche. Il racconto si snoda attraverso la descrizione di 3 episodi ormai noti come quello del toro, della battaglia e della consacrazione della grotta. Intanto però è stato messo in luce come il culto dell'angelo, anche ieri ne parlava Roberto Greci, quando giunse dall'Oriente sul Gargano aveva le caratteristiche piuttosto di un culto naturale, risanatore, legato all'elemento dell'acqua. L'angelo lungo tutta la valle del Nilo in Oriente e poi ancora in Grecia, in Asia Minore, esercita la sua virtus taumaturgica attraverso l'elemento dell'acqua. E proprio sul Gargano, come ha messo in luce Giorgio Otranto insieme ad un abbondante numerosi altri studi, che il culto micaelico assunse caratteristiche con le quali fu poi esportato nel resto della penisola italica. Ed una fase quindi particolarmente rilevante è proprio quella che vede l'arrivo dei Longobardi in Italia meridionale. Un filone di ricerche molto fecondo ha da tempo evidenziato l'instaurarsi di un profondo legame tra la dinastia longobarda e il santuario micaelico del Gargano. Ne abbiamo parlato più volte ieri, soprattutto dopo il 650, quando l'area del Gargano venne inglobata nel territorio del Ducato di Benevento. Il culto dell'angelo fu particolarmente congeniale alla nuova sensibilità dei Longobardi, soprattutto dopo la conversione al cattolicesimo,
ai quali non sfuggirono le similitudini dell'arcangelo con il dio della mitologia germanica Wodan, dio della guerra, psicopompo, protettore di eroi e guida verso l'aldilà. E qui Roberto Greci ieri richiamava i testi, i passi scritturistici su cui poi si fonda la caratterizzazione dell'angelo e del culto micaelico, ma è proprio grazie ai Longobardi che si va a enfatizzare nuovamente quei passi delle sacre scritture, non solo dei testi canonici Antico e Nuovo Testamento, il libro di Daniele che presenta Michele come l'angelo guerriero che protegge il popolo eletto, il popolo di Israele mentre combatte contro il popolo persiano, o l'episodio dell'Apocalisse del Nuovo Testamento, quindi che vede l'angelo capo delle milizie celesti che scaccia appunto dalla presenza di Dio gli angeli ribelli, ma anche di tutta una serie di apporti della letteratura gnostica e anche apocrifa del tardo giudaismo che ancora rappresentano l'angelo guerriero, e quindi era appunto congeniale ai Longobardi ritrovare, recuperare questa caratteristica scritturistica e farne il proprio protettore, tanto è vero che poi imporranno anche l'iconografia dell'angelo guerriero con la lancia, lo scudo, che poi ritorna moltissimo in Occidente. E peraltro si poteva assimilare anche al dio, alle divinità germaniche che conducevano le anime nell'aldilà, perché anche l'angelo Michele nell'epistola di Giuda nel Nuovo Testamento viene raffigurato come in lotta con il diavolo per il possesso del corpo di Mosè, donde poi evidentemente la tradizione cristiana ha arricchito la figura dell'angelo Michele come colui che conduce appunto le anime nell'aldilà, e quindi poi le invocazioni anche nella liturgia. L'Apparizio tramanda che i napoletani dichiararono guerra ai Sipontini e ai Beneventani, i quali su invito del loro vescovo osservarono un digiuno di 3 giorni per implorare la protezione dell'arcangelo. E secondo il racconto, la notte precedente la battaglia, San Michele apparve in sogno al vescovo per assicurargli che le preghiere erano state esaudite e che grazie al suo aiuto avrebbero ottenuto la vittoria sugli avversari. Questo episodio è l'unico che può consentire una ricostruzione storica degli avvenimenti narrati e del contesto in cui è inserito il racconto. Gli altri elementi afferiscono piuttosto alla ierofania e quindi agli elementi miracolistici. L'individuazione della battaglia può permettere di datare l'operetta, in quanto lo scontro costituisce il terminus postquem per la composizione dello scritto. La vittoria contro il minaccioso assalto bizantino è stata ascritta, lo abbiamo ricordato più volte, al duca di Benevento, appunto Grimoaldo I, che attorno al 650, come narra Paolo Diacono, l'abbiamo citato molte volte, aveva impedito, era corso sul Gargano in difesa dei Sipontini per impedire un saccheggio da parte dei bizantini. Questa ormai è l'interpretazione che si è imposta, ma do conto anche di altre interpretazioni come quella di Fonseca o di Cardini, che ambientano invece questo racconto all'epoca della guerra greco-gotica, quando i Goti di Totila avevano riconquistato Napoli e attorno al 547 avrebbero potuto attaccare Siponto, in considerazione del fatto che lo stesso Totila, stando alla testimonianza di Procopio, era nei pressi del Gargano. O più genericamente altre ipotesi datano ad epoca pre-longobarda questa battaglia. Comunque faccio riferimento a questa interpretazione che si è imposta. Oggi, negli ultimi decenni, l'Apparizio è stata collegata alle vicende storiche del Ducato di Benevento, in una prima fase collocata nell'ambiente politico e culturale assai fecondo che fu la corte di Arechi II, nella rinnovata temperie volta all'affermazione dell'identità politico-religiosa del Ducato longobardo. E mi riferisco alle ricerche di Antonio Vuolo, che ha sottolineato come gli scritti agiografici
vennero concepiti come un atto di natura precipuamente politica, tendente a legittimare con il supporto celeste le imprese della dinastia longobarda beneventana. Più recentemente Alessandro La Gioia, l'editore, appunto colloca la redazione della leggenda attorno alla seconda metà del VII secolo, quindi nel 2017 ha anticipato anche la datazione di Giorgio Otranto che si era imposta nella storiografia precedente, ma collocandola sempre negli stessi ambienti della corte di Benevento, quando prese avvio il processo di longobardizzazione, ma soprattutto di monumentalizzazione della grotta garganica, e quando la diocesi di Siponto, in cui insisteva il santuario, fu annessa a quella di Benevento, secondo appunto le proposte ormai acquisite dalla critica di Jean-Marie Martin. E anche per La Gioia l'apparizio costituisce uno dei primi prodotti della agiografia politica beneventana. Qui non mi soffermo sulle monete perché sono state ampiamente illustrate nella giornata di ieri. In tale prospettiva potrebbe spiegarsi anche il riferimento dell'autore dell'apparizio che colloca la grotta scelta da San Michele in Campanie Finibus. Egli probabilmente intendeva sottolineare i legami tra Siponto, il santuario garganico e il ducato di Benevento, e dunque l'espressione gli poteva essere funzionale ad indicare non i confini fisici, ma l'area di influenza politica e giurisdizionale in cui era compreso il santuario. L'attenzione dei Longobardi di Benevento per il Gargano, come appunto illustrava Carlo Ebanista, è confermata dalle imponenti opere di ampliamento commissionate per il santuario. Qui, diciamo, in questa immagine si può vedere come quella semplice grotta fu monumentalizzata e posta su 2 livelli. Grazie infatti all'intervento voluto dal duca Romualdo I furono costruite 2 scale, questo è l'ingresso, che diciamo questa non è quel porticato che viene descritto perché ad occhio nudo si vede che non coincide, però lascia immaginare questo tipo di monumentalizzazione che doveva accompagnare e nello stesso tempo riparare il pellegrino o il visitatore prima che raggiungesse la grotta. Qui è abbastanza e molto evidente, direi, l'imponenza di questa costruzione voluta dai Longobardi di Benevento. Le 2 scalinate, l'una doveva essere funzionale per l'accesso, si saliva, quindi si entrava in grotta, si visitava la grotta, e poi un'altra scalinata per il deflusso dei visitatori. Ancora oggi le tracce lasciano intravedere come fossero tutte affrescate e ancora, diciamo, l'imponenza, questa è una foto che le mostra. E qui, diciamo, riprendo solo quello che diceva Carlo Ebanista, cioè la posizione delle iscrizioni volute dai duchi longobardi lasciano intravedere il desiderio di rendere noto a chiunque che quel santuario ormai apparteneva ai Longobardi, perché sono poste ad altezza d'uomo, ecco, sul capitello che introduceva il visitatore, lo portava nella grotta, diremo non si poteva non leggere, come soleva dire anche Carlo Carletti, anche perché appunto sono in maiuscola, ogni rigo è sottolineato, tutta l'epigrafe è sottolineata e diciamo non richiamo appunto quella le 2 epigrafi speculari, l'una che fa riferimento alla devozione del duca Romualdo I, che volle che si realizzasse, ma soprattutto viene aggiunto e ne fornì i mezzi, cioè questa costruzione evidentemente venne a costare così tanto che intanto ha voluto lasciare il ricordo di quanti mezzi dovette disporre, e poi probabilmente l'ipotesi di Carlo Carletti è che i nomi, gli antroponimi
della stessa manifattura lasciano pensare che dovettero contribuire al finanziamento di questa monumentalizzazione coloro che erano dell'entourage della corte beneventana, e quindi si spiegherebbe vir honestus, cioè forse lo avevano cofinanziato Raduni, Teospardi e Gaidemari. L'altra epigrafe ancora fa riferimento al duca, questa volta Romualdo II, con la prima moglie Gumberga. Colpisce perché nel santuario micaelico venga invocato l'arcangelo Gabriele e non Michele. Ci sono tante interpretazioni, mi limito a ricordare quella di Giorgio Otrando, che sulla base di una serie di calcoli che aveva effettuato, forse Gumberga quando venne in pellegrinaggio era incinta, e quindi l'angelo Gabriele è l'angelo dell'annunciazione nella tradizione cristiana. E questa era l'altra epigrafe cui si faceva riferimento Carlo Ebanista, cioè è un'epigrafe di controversa interpretazione, perché vi leggo, questi compartecipe del Padre, costruttore del di lui regno, così assunse la natura terrena, mai abbandonò quella celeste. Si parla appunto di un padre, di un costruttore, di un consorzio regni, per cui si è pensato o a Grimoaldo I e al figlio Romualdo I, o a Pertarito e a Cuniperto, o più genericamente una manifestazione di fede cattolica anti-ariana, facendo riferimento al Cristo compartecipe della stessa natura del Padre. Accanto però a queste che sono le epigrafi cosiddette di apparato, vi sono tantissimi segni e simboli di pellegrini e di antroponimi longobardi. Ieri si faceva riferimento anche alla diversa, non solo provenienza geografica dei pellegrini, ma anche alla diversa estrazione sociale, per cui una peculiarità di questo santuario è che sulle stesse strutture si possono leggere ancora oggi da un lato l'espressione della dinastia regnante, dall'altra segni, simboli di pellegrini. Qui abbiamo per esempio, non so se si leggono, ma insomma una serie di nomi, di antroponimi longobardi, oltre a nomi, non in questo caso semitici, greci, latini, ma abbiamo almeno 97 nomi di sicura origine germanica. E qui appunto la stessa Rumildi, questo antroponimo di donna, visto che oggi si parla anche molto di letteratura di genere, ci sono attestati numerosi nomi antroponimi di donne longobarde, e lo stesso Carletti ha ipotizzato la presenza di lapicidi locali che dietro compenso provvedevano a scrivere il nome del pellegrino che non lo poteva fare, e quindi poi le iscrizioni runiche su cui si è già soffermato Carlo. Le mostro e soprattutto sottolineo quanto siano preziose, perché in Italia si conservano pochissimi esemplari, a Roma, nelle catacombe, in qualche altro posto, e questi nomi poi nel santuario del Monte Gargano. Questi sono segni e simboli, si vede come l'uno si accavalla sull'altro. E ancora ricordo anch'io l'epitaffio scritto probabilmente da Paolo Diacono per la regina Ansa, dove tra le benemerenze di questa regina si ricorda questa struttura di accoglienza per i pellegrini che venivano dalla terra, dall'Occidente, passavano da Roma, la terra di Pietro e Paolo, e quindi giungevano sul Gargano perché potessero trovare riparo dalle frecce dei predoni, non su un ricovero rispetto al freddo. Sappiamo chi vive in montagna quando possa fare freddo, e trovare anche un pasto di cibo, cioè evidentemente era così tanto già tra VII e VIII secolo l'arrivo di pellegrini appunto dal nord Europa, come confermano le iscrizioni runiche datate tra la fine del VII secolo e gli inizi dell'VIII, che si dovette rendere necessario fornire una struttura di accoglienza per i pellegrini. Aggiungo solo un elemento sulla data dell'8 maggio.
Una lunga tradizione giunta fino ad età contemporanea celebra l'apparizione di San Michele in occasione della battaglia, diciamo che è stata scritta a Grimoaldo, narrata nell'Apparizzo il giorno 8 maggio. L'Apparizzo non contiene alcun riferimento a tale data. L'8 maggio fu ritenuto comunque il dies festus dell'angelo sul Gargano, come prova la storiografia longobarda del IX secolo, che colloca proprio in quel giorno la vittoria dei Longobardi di Benevento sui bizantini. Erchenperto, appunto, ad esempio, mentre descrive l'attacco del duca napoletano Sergio I ai Longobardi di Capua all'8 maggio dell'859, ricorda che già in tempi antichi, in quello stesso giorno, i beneventani avevano inflitto una sconfitta ai napoletani, cioè è rimasto il ricordo collocato all'8 maggio. Nella Storia Langobardorum di Erchenberto il collegamento è esplicito, in altre, come in una anonima cronica Sancti Benedicti Casinensis, questa data è solo supposta. La data dell'8 maggio è attestata nella tradizione diretta dell'Apparizzo solo in pochi manoscritti di origine della penisola italica databili a partire dall'XI secolo, quindi posteriori alle fonti di area beneventano-cassinese o alle testimonianze dei martirologi di Beda e Adone. Recentemente sono state avanzate alcune ipotesi per retrodatare al VII-VIII secolo le prime attestazioni dell'8 maggio, come dies festus riferito al Gargano nelle testimonianze liturgiche. In particolare si segnalano le ricerche di Ryan sul martirologio irlandese nella contea di Dublino o di Johnson sull'Old English Martyrology, che a parere degli studiosi restituirebbero riferimenti alla tradizione garganica precedenti alle testimonianze di area meridionale e di ambiente longobardo. La riconsiderazione dei dati e l'analisi della tradizione manoscritta tuttavia ha portato sia Alessandro Lagioia sia Luca Vellis, che sta seguendo l'edizione critica digitale del martirologio geronimiano, a sottolineare che il martirologio irlandese non è tradito da testimoni più antichi del IX secolo e che nelle testimonianze prese in esame non vi siano elementi per ritenere che il dies festus dell'8 maggio facesse parte del nucleo latino più antico. Era stata ipotizzata infatti una presunta fonte del martirologio geronimiano tramandata dal codice Epternacensis, datato ai primi decenni dell'VIII secolo, che tuttavia non registra l'8 maggio alcuna festività micaelica, soltanto al 29 settembre, e quindi a suo parere non si dispone di dati sufficienti per retrodatare alla fine del VII o agli inizi del IX secolo la data dell'8 maggio. Vi mostro alcune immagini che sono tratte da una pubblicazione di Gioia Bertelli e Marcello Mignozzi, che hanno riconsiderato la datazione di alcuni resti di affresco presenti sulle strutture del santuario in passato, datate ad epoca successiva, ritenendo anche queste di epoca longobarda. Qui la discussione rimane aperta, diciamo, io volevo solo dar conto di questo e aggiungere solo l'ultimo elemento e poi concludo, che a dimostrazione di come i testi agiografici, al di là degli elementi miracolistici, fantastici, che li connotano in maggiore misura, sono funzionali anche ad una sorta di propaganda e a sottolineare il possesso di un santuario. E infatti al X secolo circa risale la più antica traduzione in greco dell'Apparizio, che gli studiosi hanno inserito nell'ambito della riconquista della Puglia e del santuario garganico da parte dei bizantini a seguito della presa di Siponto nell'891-892. Dopo aver assoggettato Siponto, infatti, i bizantini avviarono una corrente religiosa e politica che si estese a tutta la Puglia settentrionale e tentarono di rivendicare a sé le origini del culto micaelico.
si collega anche alla vita di Lorenzo, di cui si erano appropriati i Longobardi, traducendo e parafrasando la versione latina dell'Apparizio. Il confronto tra l'Apparizio latina e la sua traduzione greca può offrire spunti preziosi per una riflessione sui metodi di reperimento e di sfruttamento dei testi in epoca medievale e sulla loro circolazione. Infatti, diciamo, i due codici che riportano questa traduzione risalgono al X-XI secolo, ma se la traduzione greca è molto fedele al testo latino, anche se lo amplifica in qualche passo, presenta difformità, diciamo innovazioni o modifiche che risultano significative per comprendere più al fondo il significato e lo scopo della sua redazione. Di particolare rilievo il fatto che nella traduzione greca muta lo scenario della battaglia e soprattutto lo schieramento delle forze in campo. Rispetto alla versione latina, infatti, i beneventani e dunque i longobardi pagani sono alleati e non nemici dei napoletani contro i sipontini cristiani, ritenuti evidentemente dall'autore sudditi dell'imperatore d'Oriente, cioè vincono i bizantini e non più i longobardi, e quella differente definizione di in Campania finibus diventa in Apulia, cioè a sottolineare che ormai si parlava di tema di Puglia facendo riferimento al governo bizantino, non più a quello dei Longobardi. Questo solo per mostrare come oggi si presenta la città di Monte Sant'Angelo con il suo santuario. La parte dei Longobardi, per quanto imponente, poi fu occultata completamente o dai Normanni o dagli Angioini, che spostarono l'ingresso da tutt'altra parte e quindi oggi non si accede più dalle costruzioni longobarde ma appunto da quelle volute dagli Angioini, questa lunga scalinata. Questo solo, diciamo, per mostrare, per chi non è mai stato, la grotta del Gargano. Questa, ecco, anche qui la navata angioina, e quindi l'invito è a voler poi venire a visitare Monte Sant'Angelo. Che bene, grazie. Grazie ad Immacolata Ulisa, abbiamo concesso 10 minuti in più in omaggio a San Michele, al santuario garganico, ma anche perché il santuario in sé è ricchissimo di informazioni, ce ne hai date una parte, ma tante altre ce ne sono ancora e so che hai dovuto sintetizzare, però preme l'ora di pranzo e vedo che ormai stiamo rompendo le fila, ci si scende giù come ieri in sostanza per il pranzo e ci rivediamo per la ripresa dei lavori. Grazie.